Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a voi. Si parte come sempre puntuali alle 12, saremo insieme fino alle 14:30. Abbiamo tanti temi, un bel dibattito politico e poi anche a livello nazionale è una giornata particolarmente interessante. C'è il braccio di ferro tra le ONG e il Viminale con le navi e il comandante dell'Humanity che si rifiuta di salpare e lasciare il porto. Poi c'è la manifestazione per la pace, in qualche modo convocata dal Movimento 5 Stelle, in cui Letta è stato contestato, ma c'è anche il ministro della giustizia Nordio che è arrivato in Veneto, prima uscita da ministro ovviamente, Tribunale di Venezia questa mattina, Tribunale di Treviso proprio in questo momento mentre vi stiamo parlando. E vorrei davvero collegarmi subito con il nostro Christian Arboit che si trova davanti al Tribunale di Treviso. Christian, vediamo se mi puoi sentire, diamo subito la linea a Christian, eccoti qua. Christian. Non mi sente. Eccoci Christian. Vediamo se... Allora, avete visto, c'è il procuratore Martani, c'è il nostro Christian Arboit, sta per arrivare il ministro Carlo Nordio che tra l'altro da Venezia ha lanciato un paio di messaggi molto importanti, come ad esempio quello del reclutamento dei magistrati a livello regionale. Sarebbe davvero una rivoluzione per l'intero sistema giudiziario. Allora, intanto che attendiamo di capire se riusciamo a parlare con Christian, vi presento il nostro primo ospite, Andrea Ferrazzi. Buongiorno, ben ritrovato Partito Democratico. Buongiorno Andrea. Ben lei. Grazie per essere con noi. Allora, io parto subito con Andrea Ferrazzi perché un altro dei grandi temi che coinvolgono il Veneto, ma soprattutto in questo caso la laguna, è quello delle trivelle. Il governo ha insistito sul ripartire con le trivellazioni in maniera importante, ha presentato una mappa con 45 siti, c'è il Delta, ma insomma si è fatto anche il nome di Venezia. È reale e concreta questa possibilità? Sì, si è fatto il nome di Venezia, ma grazie a Dio la cosa è stata bloccata, perché il Venezia ha un problema potente di subsidenza, si chiama, no? Cioè l'abbassamento del livello del terreno rispetto al medio mare, tra l'altro. Lei pensi che nel combinato disposto in 100 anni tra l'abbassamento del livello del mare e del terreno e l'innalzamento del medio mare ha comportato una differenza di 50 centimetri. Cioè vuol dire che un veneziano che si è alzato questa mattina rispetto a un veneziano che si alzava 100 anni fa trova già il mare che è 50 centimetri più alto. Se poi aggiunge a questo il fatto che la tropicalizzazione dell'ambiente e quindi le devastazioni meteorologiche, il vento e via dicendo, spingono l'acqua con una sempre maggiore potenza, perché i venti che ci sono ad oggi, le turbolenze ambientali, quindi climatiche che ci sono ad oggi, quindi meteorologiche, sono molto maggiori di quelli che c'erano 100 anni fa. Ebbene, il combinato disposto di tutto questo rischia davvero di mettere in ginocchio Venezia, senza aggiungere il fatto che secondo l'ONU, e in particolare il massimo organo di studio degli eventi climatici, l'IPCC, nell'ultimo rapporto 2022, ha definito che se non interveniamo immediatamente sul cambiamento climatico, nel 2100 il Mediterraneo sarà più alto rispetto ad oggi di 70-80 centimetri. Allora lei capisce benissimo che quando si parla di Venezia, quando si parla di laguna, dobbiamo stare attentissimi a quello che dobbiamo fare. Grazie a Dio l'intervento che abbiamo fatto ha bloccato la possibilità di espansione delle trivellazioni di fronte a Venezia. Tra l'altro, a proposito di Venezia, abbiamo visto le immagini di questo Mose che si è alzato in questo weekend di maltempo e ha salvato in qualche modo Venezia, poi queste barriere di vetro che hanno salvato la Basilica di San Marco, e così anche con i veneziani si diceva davvero che questo Mose è partito in malo modo, eppure davvero sta salvando questa città. Cioè tutto quello che poi attorno al Mose è emerso ha in qualche modo infangato quella che è davvero la salvezza per Venezia. Lei è d'accordo? Ma Venezia è la realtà più artificiale del mondo. Cioè chi immagina che Venezia che sia nata da sola non ha capito nulla, lo dico anche da ambientalista. Venezia è stata addirittura inventata e costruita dall'uomo, perché se non ci fosse il sistema di palafitte sotterranee che sostengono intere basiliche come la Basilica per esempio della Salute, intere isole, Venezia non esisterebbe in natura.
Però l'uomo nel corso della storia, nella Serenissima, è sempre riuscito a trovare un giusto equilibrio tra l'intervento antropico e la difesa della natura stessa. Lei sa benissimo che interi fiumi sono stati deviati per evitare appunto che i sedimenti rendessero la laguna un pezzo di terra. Ebbene, quindi l'equilibrio tra l'attività dell'uomo e il rispetto della natura ci deve continuamente essere. Il fatto di cui parlavo prima naturalmente è un fatto importante, cioè il livello di alte maree e di acque alte a Venezia è destinato drammaticamente a crescere. Il livello di alte maree di questi ultimi 10 anni è smisuratamente maggiore rispetto a quello che era avvenuto nel corso degli anni precedenti e quindi è evidente che interventi come il Mose possono dare una mano, non saranno risolutivi, perché serve un intervento ad ampio raggio sulla salvaguardia della laguna. Serve per esempio chiudere il protocollo fanghi, il piano morfologico e tanti altri interventi di sistema. E tra poco, toccando anche il tema della Marmolada, parleremo dell'equilibrio, no? Tra le attività produttive e lo sviluppo economico di un territorio e la salvaguardia, no? Dell'ambiente. Però mi dicono che riusciamo a collegarci con il nostro Christian Arboit, Tribunale di Treviso, arriverà Carlo Nordio. Christian, è arrivato? Sì, Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo qui con Francesco Ceron, siamo all'ingresso della Corte d'Assise in Tribunale a Treviso. È appena arrivato il ministro Carlo Nordio. Chiedo a Francesco se possiamo anche noi entrare in corte. Il prefetto del Tribunale Presidente del Palazzo di Giustizia con Marco Martani, capo procuratore. C'è poi civile trevigiana al gran completo, tanti legali, ma entriamo, un po' di silenzio, prego signora, eccoci qua. Come vedi la sala è questa, di fatto è la prima uscita ufficiale. Proviamo ad avvicinarci, Francesco, per mandare magari in diretta, se vuoi Anna, una prima parte del suo intervento. I temi sul tavolo sono tanti: la riforma della giustizia, poi le ultime questioni, rave party, ergastolo ostativo e quant'altro, e poi i temi locali, la carenza di personale nel Palazzo di Giustizia, in questo caso trevigiano, dopo che il tema questa mattina è stato sviluppato negli uffici giudiziari veneziani, dove lo stesso Nordio ha parlato di un reclutamento dei magistrati su base regionale. Poi gli chiederemo se questo ragionamento può valere anche per il Palazzo di Giustizia trevigiano. Vi ricordo che solo in procura qui a Treviso manca il 40% del personale. E poi ci sono gli appelli che sono stati rivolti allo stesso Nordio il 4 novembre dal sindaco di Treviso Mario Conte, anche lui presente, il primo sulla certezza della pena dopo i fatti che ben conosci, Anna, perché li hai raccontati, di Miriam, quindi il fatto che chi commette determinati reati anche nella fase di indagine sia in qualche modo assicurato quantomeno alla giustizia, e poi la riforma, la rivisitazione dell'abuso d'ufficio, della disciplina dell'abuso d'ufficio, che per Mario Conte è fondamentale per garantire ai sindaci e ai pubblici amministratori un maggior spazio di manovra. Come sai, il tema è molto dibattuto a livello dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. I primi cittadini chiedono una semplificazione da questo punto di vista. A Nordio chiederemo ovviamente anche di sicurezza stradale e dei primi passi di questo governo Meloni. Tra l'altro questa mattina a Venezia Nordio ha ribadito l'intenzione di voler riformulare il sistema processuale italiano. Come sai, il nostro codice penale, il codice Rocco, risale all'epoca fascista, anche il codice civile, il codice di procedura penale invece, il codice Vassalli, verso la fine degli anni '80. Ma adesso comincia a parlare, ha preso la parola Antonello Fabro, presidente del Tribunale. Poi decidi te, Anna, quando riprendere la linea. Perché è venuto in visita la sua città e perché è venuto in visita un collega che ha una grande storia
che sicuramente darà il massimo per la giustizia, ora che si trova a dover affrontare un compito così difficile, così impegnativo, ma anche così esaltante, così entusiasmante. Oggi è una bellissima giornata, quindi sotto tutti i punti di vista, una bella giornata di sole, una bella giornata perché è venuto a trovarci un ministro che è anche un amico della città e del Veneto. Io devo dire che Nordio, avendo lavorato per decenni in Veneto, in particolare a Venezia, alla Procura della Repubblica, conosce benissimo i problemi che deve affrontare la giustizia in regione e che deve affrontare anche il Tribunale di Treviso. Ma mi permetto 2 minuti di ricordare una cosa. 4 anni fa la Presidente della Corte d'Appello, la dottoressa Marini, commissionò un'indagine alla CGA di Mestre, che è un istituto degli artigiani che è noto per svolgere indagini di tipo socio-economico molto puntuali, molto approfondite. La CGA di Mestre mise a confronto una serie di dati raffrontando le risorse che avevano a disposizione le varie corti d'appello, soprattutto quelle del nord, confrontandole con certi parametri. Voglio far notare che l'indagine avviene nel 2018, quando cioè c'è già stato un decreto ministeriale del 2017 che ha revisionato le piante organiche dei tribunali. Eccoci, l'avete visto, Corte d'Assise, poi riprenderemo la linea quando inizierà a parlare il ministro Carlo Nordio. Torniamo qui in studio con Andrea Ferrazzi. Andrea, stavamo parlando di Laguna e il parallelismo era anche con la Marmolada. Ieri è arrivata la notizia che quel tratto dove c'è stata la frana sarà chiuso e ieri le voci degli impiantisti che hanno gridato alla crisi vera, nel senso che raccontano ovviamente che i danni saranno incalcolabili. Come si trova il giusto equilibrio tra il business, che poi è quello che ha portato al tracollo e alla crisi del sistema? Il tracollo del sistema è dovuto al cambiamento climatico globale. 3 giorni fa un'importante agenzia internazionale ha pubblicato uno studio sul sistema dei ghiacciai a livello mondiale. Nel 2050 il 50% dei ghiacciai nel mondo spariranno. Ma stiamo parlando di ghiacciai anche a livelli superiori a quello della Marmolada, che è a 3000 metri. Se lei fa un giro, per esempio, non so, nelle Dolomiti Venete, a San Martino, lì c'erano dei ghiacciai, non ci sono più. Il ghiacciaio pensile sul Civetta ormai non c'è più. Quello della Marmolada rischia di essere l'ultimo, ma l'evento che è successo quest'estate non è stato un evento, una slavina, è stato un crollo strutturale del ghiacciaio. Cioè, se proprio la fusione dell'acqua ha fatto sì che le fondamenta, diciamo così, del ghiacciaio sono venute meno e quindi è venuto giù quello che è venuto giù. Allora, 2050 quando noi dovremmo arrivare ad emissioni zero, tra l'altro. Quando dovremmo arrivare, quindi dobbiamo accelerare sulla riduzione delle emissioni. Quello dobbiamo fare perché non c'è più tempo. Tenga conto che tra l'altro non ha solamente un problema dal punto di vista della sicurezza, diciamo fisica, ma anche dal sistema sanitario, perché per esempio nei ghiacciai di tutto il mondo sono presenti dei microrganismi e dei virus in particolare che sono fermi, congelati da migliaia di anni, nei confronti del quale l'uomo non ha un sistema immunitario che funziona, perché semplicemente non erano diffusi in questi anni. Potrebbero liberarsi nell'ambiente, nuova pandemia. Cioè dobbiamo intervenire strutturalmente. Secondo lei il governo sta facendo bene? Ha visto che Cingolani in qualche modo è stato confermato, no? Sotto banco non ha un ministero più in mano, però c'è ancora il ministro della transizione ecologica. Intanto, secondo lei, perché questa scelta e, come le sembra, si stia muovendo il governo? Ma guarda, io conosco molto bene Cingolani, tra l'altro un anno fa eravamo a Glasgow insieme, lui a rappresentare il governo alla COP26, io a rappresentare il Parlamento, conosco bene Pichetto Fratin, ci frequentiamo da tempo. E sono delle persone serie. Giustamente le prime uscite di Pichetto Fratin è stata nel dire che dobbiamo tenere insieme la transizione ecologica con la transizione sociale e quella economica. Sono d'accordo, è quello che io dico da tempo. E naturalmente tenere insieme il lavoro e lo sviluppo
senza l'ambiente sarebbe suicida, ma non solamente per l'ambiente, ma per il lavoro e per lo sviluppo. Lei pensi che a livello globale le aziende che sono state più resilienti anche alla pandemia e che hanno anche oggi degli indici di profitto maggiori sono proprio quelli che investono nel verde, nel green. Cioè ormai il green è business. Chi non investe nel green farà perdere lavoro alle nostre aziende. Quindi non sono solo costi, ma sono è anche un ricavi. insieme, è un sistema, cioè la politica green conviene perché crea sviluppo e benessere di lungo periodo. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti. Senta, a proposito di sfida, adesso attendo, fatemi sapere quando inizia a parlare Nordio che ci ricolleghiamo con la Corte d'Assise. Nello specifico il nostro Christian ha nominato anche il... per comodità lo chiameremo decreto anti-rave. Cosa ne pensa? È stato un pasticcio evidentemente, sarebbe interessante chiedere a Nordio, che conosco bene e che stimo, che cosa pensa, in quanto Nordio ha sempre avuto un taglio, diciamo, antigiustizialista e anzi dice bisogna eliminare casomai le leggi e le modifiche del codice penale in continuazione, cosa che invece rischiamo di fare. È un decreto pasticcio che parla di tutto, che oggettivamente al di là delle rassicurazioni a parole del governo, sa, quello che resta è il testo scritto. Cioè non è che io scrivo un testo, dopodiché dico no ma non preoccupate, no, è il testo scritto. Poi però i magistrati... l'opposizione ha un ruolo adesso, potrebbe riuscire veramente... Ma verrà sicuramente modificato, ma l'hanno già detto, l'ha già detto Nordio stesso, l'ha già detto Piantedosi, l'ha già detto Forza Italia e lo diranno anche altri, l'ha già detto la Meloni. È stata una bandierina ideologica, tra l'altro sbagliata, pasticciata, che dal punto di vista tecnico, se applicata così come è scritta, mette in discussione le libertà civili, non solamente dei rave, ma anche gli studenti che manifestano, i lavoratori che manifestano, gli ambientalisti che manifestano. Oggettivamente una follia sbagliata e per questo verrà modificata. Secondo lei anche gli sbarchi selettivi che stiamo vedendo in queste ore sono una bandierina ideologica? Ma insomma che la Lega e Fratelli d'Italia iniziassero a utilizzare selettivamente il messaggio elettorale in modo ideologico non avevo dubbio. Guarda, io da tempo dico che la Meloni, essendo una persona intelligente, avrebbe fatto due cose, quello che sta facendo: rassicurare l'Europa dal punto di vista delle politiche internazionali, quindi con un rapporto euro-atlantico di un certo tipo consolidato, a differenza peraltro della sua storia, quello che ha fatto in questi anni, e contemporaneamente rassicurare il mondo dell'economia sui fondamentali dell'economia. Insieme a questo avrebbe invece lavorato sui temi identitari, locali, nazionalistici, in modo, diciamo, di accarezzare quello che lei immagina essere il proprio elettorato. È di ogni evidenza che quello che si sta facendo sugli sbarchi è questa cosa qua, perché mentre ci sono i riflettori puntati sulle ONG, diciamo, cioè sulle navi che salvano le vite umane, 9 su 10 arrivano per i fatti loro e non ne parla nessuno. Cioè in queste ore stanno sbarcando in continuazione esattamente come prima e non ne parla nessuno. Stanno facendo qualcosa di illegale, secondo lei, facendo sbarcare soltanto alcuni migranti? No? Questo concetto di salvataggio selettivo è illegale? Ma sì, diciamo che anche il Partito Democratico su quella nave. Secondo la legge del mare, un capitano che trova in mare delle persone che hanno bisogno di essere salvate deve, pena incorrere in un procedimento penale, intervenire per salvarle. Questa è la legge del mare di base e tutti i trattati internazionali raccontano esattamente questo. Dopodiché, una volta che li hai salvati, cosa devi fare? Devi portarli a terra. Da questo punto di vista io sono convinto che bisogna sviluppare delle politiche di integrazione europee perché tutti i paesi devono assumersi le responsabilità. Dopodiché togliamo anche qua balle che girano. L'Italia è all'11° 12° posto a livello europeo per numero di immigrati accolti sulla, diciamo, popolazione presente, quindi questo va detto. Dopodiché servono delle politiche vere, delle politiche europee, perché altrimenti non ne esci. Quindi secondo lei stanno anche passando messaggi non corretti in questo momento, anche a livello mediatico? Ma quelli ci sono sempre, la strumentalizzazione politica della comunicazione, la politica è anche lotta di comunicazione, le fake news sono strutturali purtroppo, poi sta alla serietà delle persone che le racconta e all'intelligenza delle persone che le ascoltano, quella di modulare il messaggio. Non c'è dubbio alcuno che questo avvenga, però vede, la qualità della comunicazione e la qualità della democrazia sono intimamente collegate. A questo proposito vorrei toccare con lei, dovremmo anche avere qualche immagine
bene il tema della manifestazione per la pace, no? Dove tra l'altro Letta è stato criticato, una manifestazione in qualche modo rivendicata dal Movimento 5 Stelle, che peraltro sugli immigrati non ha detto una parola, almeno non un tweet, non nulla. Intanto lei sarebbe andato a Roma a manifestare? Ma io sarei andato a Roma così come sarei andato a Milano, cioè tutte le manifestazioni che davvero vogliono portare la pace devono avere il sostegno, dopodiché però bisogna intendersi. Cioè se io trovo per strada un matto che inizia a massacrare me e la mia famiglia, cosa vuol dire fare la pace? Arrendersi? Lasciare che venga massacrato mio figlio e mia moglie? No, no. Vuol dire innanzitutto bloccarlo in questo atto di aggressione. Dopodiché tutti coloro che al di fuori di questo scontro possono dare una mano sono chiamati a dare una mano, però riconoscendo che c'è un'aggressione compiuta da un aggressore e uno che la subisce. Perché vede, la questione è molto semplice. Se oggi la Russia smettesse di attaccare, finirebbe la guerra. Se invece l'Ucraina finisse di difendersi, finirebbe l'Ucraina. Sarebbe una resa. Sarebbe la resa. Non è una pace, ma una resa. È una resa, quindi vuol dire che noi dobbiamo lavorare per la pace, ma il legittimo diritto della difesa di un popolo è ciò che ha costituito la nostra Repubblica. La nostra democrazia e Costituzione nasce esattamente da lì, dalla resistenza anche armata nei confronti dei nazifascisti, perché altrimenti io e lei, i nostri genitori prima e i nostri figli non saremmo liberi come siamo oggi. L'ultimo passaggio che le chiedo, approfittando un po' della sua presenza, è una sorta di autocritica, se così possiamo dire, anche del suo partito. Letta è stato contestato. Che tipo di opposizione deve fare secondo lei il Partito Democratico? Lei sa che io non nutro una grande stima nei confronti delle ultime operazioni fatte anche dal mio partito nazionale. Certo. Nella stessa direzione nazionale sono intervenuto con forti rilievi critici perché ritengo che molti errori siano stati fatti in questi mesi e che dunque io credo bisogna voltare pagina e anche abbastanza velocemente. Il Partito Democratico deve diventare centrale, deve smettere di rincorrere le alleanze, deve pensare a se stesso e nei rapporti con gli elettori. Invece di rincorrere Conte, invece di rincorrere quest'altro, deve dire cosa voglio essere, chi voglio rappresentare, voglio recuperare una credibilità perduta. È possibile farlo, ma bisogna iniziare da noi stessi, questa è la vera sfida. Quindi identità, tornare ad ascoltare anche il territorio, no? Era stata questa un po' insomma, la sua critica, anche immaginando come sono state fatte le liste. Poi la polemica è parallela a quella che è emersa nella Lega del Veneto, no? Il Partito Democratico è nato per statuto come partito federale. Se non ascolti i territori, che ascolti le stanze chiuse romane che decidono ormai in maniera un po' distaccata dal dato di realtà, e quindi bisogna partire esattamente dal territorio, da premiare le persone capaci che hanno l'appoggio delle persone, dei cittadini, e da là la ricostruzione di un partito sensato. E tra l'altro, mi lascia aggiungere, un partito che non deve diventare un partito di nicchia, ma che abbia un'ampia rappresentanza sociale, che dunque difenda i diritti dei lavoratori, oltre che i diritti civili importanti, i diritti sociali, difenda la povera gente, ma contemporaneamente aiuti e sostenga lo sviluppo dell'economia, integrandolo con lo sviluppo e la protezione dell'ambiente. Cioè, noi dobbiamo pensare a un PD che abbia una rappresentanza sociale grande e una forza di governo veramente riformista. Che scelga un po' da che parte stare, forse, no? Che scelga da che parte stare, ma non rincorrendo nessuno, facendo discorsi seri e valorizzando le persone capaci che ci sono. Grazie Andrea Ferrazzi davvero per essere stato con noi. Abbiamo toccato davvero tanti punti, tra pochissimo vi faremo riascoltare. Intanto andiamo un attimo con le immagini. Ha parlato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, siamo in Corte d'Assise, eccoci qua. Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Benvenuto a Carlo Nordio come Ministro. Per me davvero, personalmente, ma per la nostra Camera Penale, a dispetto del fatto che poi il nostro Presidente emerito è il fratello Roberto Nordio, che oggi non c'è, giustificatissimo, e del quale porto pure il saluto. Per noi davvero è un sogno che si trasforma in realtà. È paradossale perché dovevamo aspettare che al Dicastero della Giustizia arrivasse un magistrato per avere un vento di garantismo e per sperare in novità. Noi sappiamo la fine improvvida che stanno facendo alcuni provvedimenti dati da un mio coiscritto, da un nostro coiscritto Massimo, del quale io non pronuncerò il nome, ma abbiamo capito tutti di chi parlo, che era sì avvocato o di un tale avvocato del popolo che ha portato
tanti disastri nel nostro Paese. Noi veramente confidiamo. Allora, Presidente della Camera Penale, ha parlato prima Martani, poi il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, adesso sta parlando il Presidente della Camera Penale con le immagini, con Cristian Arboiti e Francesco Ceron. Siamo al Tribunale di Treviso, ma vorrei dare subito la parola a Cristian Demma di Furti in Corso, che è collegato con noi, tra l'altro un ospite onestamente perfetto il collegamento, no? C'è il Ministro della Giustizia in questo momento a Treviso e noi ci colleghiamo con te, Cristian. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie per esserti... Grazie a voi. Grazie. Allora Cristian, c'è un'escalation di furti in queste ore, in questi giorni, complice anche l'ora legale, lo stiamo vedendo, dalla famiglia Goppion a Treviso a Tribano con il caso dell'ex carabiniere che ha anche avuto una colluttazione con i ladri. Allora, è solo l'ora legale o secondo te, sulla base del tuo osservatorio di furti in corso, sta succedendo qualcosa di diverso? Ma allora noi vediamo che in realtà ogni volta che arriva la stagionalità, perché adesso usiamo anche questa parola per i furti, no? La stagionalità dei furti, quindi con l'ora legale, si fanno sempre leggermente più sfrontati, no? Quindi mi arrivano con la barca dal Sile, come abbiamo visto per la famiglia Goppion, mi arrivano con la gente in casa, sapendo che anche se sono sotto loro entrano dalla parte sopra o viceversa, quindi in realtà sta succedendo qualcosa, tutto dovuto al fatto che ormai si sono abituati al sistema un po' tra virgolette giudiziario nostro in questo momento, no? Che ormai tutti sanno che ahimè non gli viene fatto assolutamente nulla e quindi loro ne stanno estremamente approfittando. Quest'anno è partita leggermente più in ritardo la situazione dei furti e spero che non riprendano i giorni persi più avanti, no? Perché purtroppo succede anche questo. Senta, la mappatura che voi avete a disposizione, abbiamo denunciato Mogliano, abbiamo denunciato Castelfranco, c'è una geografia per i ladri, se così si può dire? Ma è una macchia d'olio, nel senso che allora da lì possiamo semplicemente capire che non si parla di una o due bande, ma molte bande organizzate, anche perché fanno a distanza di veramente pochi minuti anche vie anche dello stesso comune, ma comunque abbastanza distanti, quindi anche lì non è una banda solo. E infatti li stanno cercando un po' ovunque. Che sicuramente ci sia una criminalità organizzata a monte di questo credo che sia abbastanza ovvio oggettivamente, perché non se ne può venire fuori, perché arrivano in stagione, depredano tutti e tutto senza guardare nulla a nessuno e poi se ne vanno sparendo nell'oblio, no? Quindi macchine che scappano, macchine che non vengono prese perché poi purtroppo cambiano macchine immediatamente e quindi resta questa amaro in bocca dei cittadini disperati e dispiaciuti. L'anno scorso parlavamo di bande dell'Est, quest'anno abbiamo visto l'intervista a Ponte delle Alpi, il titolare del mini market aggredito con un coltello ha denunciato di aver sentito un accento del sud sostanzialmente. Sta cambiando qualcosa anche in questo senso secondo lei? Ma allora anche a livello di esperienza personale a me è capitato con i vari furti purtroppo subiti, che in realtà anche a me era capitato un paio addirittura con accento veneto all'epoca, no? Però teniamo conto che sicuramente resta sempre al 90% le bande dell'Est, poi ci sarà qualcosa in trasferta. Lo avevamo anche previsto, no? La povertà aumenta la mancanza di posti di lavoro e inizieranno a aumentare anche i furti per quel motivo lì, ed è per questo sicuramente che c'è un'altra escalation veramente più alta ancora di furti in questo momento, perché purtroppo la situazione di povertà, di perdita del lavoro, il post-Covid e questa austerity, chiamiamola così, ha fatto veramente e sta facendo danni incalcolabili. Senta Cristian, ma a questo proposito, oggi c'è il Ministro della Giustizia, insomma, voi pensate di chiedere anche un incontro eventualmente, cioè visto che siete una cassa di risonanza del territorio molto importante, pensate che si possa arrivare anche a chiedere un incontro con il Ministero, visto che abbiamo dei ministri veneti? Allora, lì spero di riuscire a giocare in casa, perché una volta lo conoscevo anche bene, era mio cliente al lavoro, il grande Nordio, che lo rispetto a livello di persona in maniera incredibile, quindi sicuramente tenterò un approccio anche con lui di parlare. E noi continuiamo a dire che avevamo fatto, anche se vi ricordate, un sit-in in piazza
a Treviso in primavera, proprio per lanciare una richiesta alle istituzioni, alla prefettura di un'istituzione, di una task force in previsione di questo che sta succedendo adesso. E ancora dall'epoca, nonostante avevamo chiesto un incontro con la prefettura, non siamo riusciti, cosa che invece avevamo riusciti con il prefetto precedente Laganà, che ci aveva sempre ben accetti e accolti e mi rispondeva spesso anche alle mail. E quindi sono un po' dispiaciuto, diciamo, da questo. Spero che sia solo dovuto a una pesantezza di lavoro che hanno, però 5 minuti, diciamo, ci sarebbero per potersi confrontare di nuovo, perché secondo me Furti in Corso ormai è assodato, è uno strumento incredibile che possono sfruttare, come dico, scusate, gratuitamente totale, perché è un'associazione di volontariato, non a fini di lucro, che può sicuramente aiutare. Infatti all'interno è completamente piena di forze dell'ordine che guardano e controllano anche loro le segnalazioni dei cittadini, perché parte da là. Ti devo bloccare perché sta parlando proprio Nordio, allora ti chiedo se hai disponibilità di restare collegato con noi, perché vorrei continuare a interagire con te. Intanto ti faccio ascoltare Carlo Nordio, vi faccio ascoltare Carlo Nordio. Arturo e Franco, alcuni colleghi non sono riuscito a salutarli prima perché non c'è stato il tempo, saluteremo dopo magari davanti a un bicchiere di vino, se avremo la possibilità, e spero che l'avremo. Ripeto, questo non è soltanto però un tributo alla mia città e alla mia famiglia allargata. È un incontro che, pur senza essere operativo, perché visto il tempo e la circostanza non possiamo scendere nei dettagli, è però un incontro che tende a dare in pochi minuti le linee di quelle che sarà il nostro Ministero. Stamattina abbiamo avuto, da un punto di vista anche istituzionale, il primo incontro con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale a Venezia. Sicuramente quello che è stato chiamato il cahier de doléances, Venezia lo ha per certi aspetti anche più grave di Treviso, tenuto conto che addirittura i fascicoli lì devono essere portati per via acquea. Sono problemi di cui nessuno si è mai fatto carico, ma sono problemi reali che toccano da vicino proprio l'amministrazione della giustizia nei suoi tempi e metodi di produzione del servizio, come si dice oggi. Allora, noi abbiamo istituito, abbiamo un eccellente capo gabinetto, il collega Presidente Alberto Rizzo, che oggi non c'è perché è dovuto correre a Roma per presidiare il luogo che in questo momento è da me lasciato scoperto. E abbiamo già istituito una task force perché noi crediamo che in questo momento, fermi restando i vasti programmi che il nostro governo si propone, che io stesso mi propongo e i 25 elettori dei miei iscritti conoscono, quindi un vasto programma che comprenda una revisione globale del nostro sistema giuridico, soprattutto penale, ma anche faccio presente che noi abbiamo un codice penale firmato da Benito Mussolini del 1930, che regge bene di fronte a una Costituzione del 1948, mentre abbiamo un codice di procedura penale firmato da una medaglia d'argento della Resistenza, che è già stato demolito varie volte dalla Corte Costituzionale perché è in contrasto con la Costituzione nata dalla Resistenza, che vi dice proprio la distonia, per non dire la schizofrenia di un sistema penale che regge su 3 pilastri, la Costituzione, il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, che praticamente oggi sono tra loro incompatibili. Questo vasto programma, al quale io tengo molto, io spero venga attuato nei 5 anni, se dureremo, di governo e di ministero. Ma in questo momento le urgenze maggiori sono quelle che impattano sull'economia. Sapete che è quasi banale dire la situazione in cui ci troviamo. L'altro giorno al Consiglio dei Ministri, in limine vitae o in limine mortis, cioè alla fine, il Ministro dell'Economia ha detto che ci sarà un taglio lineare su tutti i ministeri perché tutte le risorse in questo momento devono essere concentrate, diciamo così, sull'aiuto di chi non arriva alla fine del mese per il carico delle bollette, tanto per intendersi.
e su questo siamo tutti rassegnati, non c'è stato nemmeno un dibattito. Però questa situazione finirà, sarà transeunte, sappiamo già che finirà relativamente presto e poi potremo anche impiegare delle risorse. Nel frattempo però quello che possiamo fare, oltre alla razionalizzazione dei servizi, la cosiddetta spending review, è quella di intervenire concretamente negli uffici che sono più in sofferenza. Cioè il nostro compito adesso sarà essenzialmente operativo ed esecutivo. Noi non vogliamo tradire le nostre aspettative e nemmeno i nostri programmi e tantomeno i miei scritti sui quali da tempo insisto, anche in distonia con l'Associazione Nazionale Magistrati. Però in questo momento a noi interessa soprattutto far funzionare la giustizia in modo concreto, in modo efficiente. La prima ragione è ovviamente una ragione etica di soccorso ai cittadini, perché la giustizia è sia nel civile che nel penale un biglietto da visita della civiltà e della cultura di un popolo. In secondo luogo anche per utilità, perché la lentezza dei nostri processi civili e penali ci costa, come abbiamo studiato e come abbiamo a suo tempo addirittura dimostrato, un 2% di PIL all'anno. Quindi una accelerazione, una razionalizzazione della giustizia significa anche un recupero di circa dai 30 ai 40 miliardi di euro l'anno, che sono, come sapete, una legge finanziaria. In questo ambito gli uffici del Veneto, Venezia e soprattutto Treviso sono in una situazione di sofferenza intollerabile. Prima ancora di essere investito di questo ruolo, che devo dire la verità, in un certo senso mi aspettavo, ma in un certo senso temevo, avevamo già avuto dei colloqui con i nostri colleghi di Treviso, sapevamo perfettamente, so perfettamente quale sia la situazione dell'organico, della carenza dell'organico e della carenza di chi, pur appartenendo all'organico, è quella che si chiama una forza assente e quindi non può nemmeno essere compensata o coperta perché il posto in sé per sé non è disponibile agli altri. Ci sono due settori nei quali la giustizia e il Ministero può intervenire. Uno è un settore molto limitato e riguarda l'organico dei magistrati, perché come sapete il Consiglio Superiore della Magistratura ha tutta una serie di competenze che noi non abbiamo. È vero però che noi possiamo intervenire nell'accelerazione dei concorsi, nell'accelerazione delle assunzioni, nella sburocratizzazione di tutta una serie di attività che secondo me sono ottocentesche e inutili, e quindi possiamo accelerare anche l'assunzione di magistrati. Quello che possiamo però fare più direttamente come governo e come ministero è invece intervenire nell'apparato amministrativo. E qui io ancora prima, ripeto, avevo dato la mia parola d'onore ai nostri due colleghi, procuratore della Repubblica e Presidente del Tribunale, che anche se non fossi diventato ministro mi sarei incollato davanti al Ministero della Giustizia per risolvere nel più breve tempo possibile il problema degli organici. State certi che la priorità assoluta di questa attività sarà proprio rivolta a ciò, ma non per campanilismo, intendiamoci. La giustizia italiana è in sofferenza un po' dappertutto, però il Veneto, Venezia e Treviso sono più in sofferenza rispetto a tutti gli altri, in tutti i sensi. Il Veneto non ha mai avuto, che ricordi io, un ministro della giustizia, almeno nei tempi recenti, e tanto meno l'ho avuto come magistrato, e tanto meno l'ho avuto come magistrato di prima linea, perché chi ha fatto per 40 anni il sostituto procuratore della Repubblica sa perfettamente quali sono i problemi concreti della giustizia penale, dal momento dell'indagine al momento del processo, al momento dell'impugnazione e via discorrendo.
Purtroppo molte volte molti ministri della giustizia, ma anche molti governi, hanno volato troppo alto che non hanno visto i problemi della terra. E invece soltanto chi è stato, ripeto, per molti anni, è stato per 40 anni, in primissima linea, può capire quali sono i reali, concreti problemi della giustizia che possono essere risolti anche a costo zero o addirittura risparmiando denaro. Uno di questi, per esempio, è l'eccesso di burocrazia che noi abbiamo e che io trovo intollerabile. L'altro giorno, io ero a Roma, è arrivata a casa mia una cartolina verde, Tribunale di Treviso. Naturalmente mia moglie si è preoccupata perché una cartolina verde cosa significa? Insomma, sapete, siamo tra tecnici, quindi. Questa cartolina, che è stata spedita con raccomandata, con ricevute di ritorno e che avrà impiegato almeno 5 o 6 ore di lavoro di vari addetti alla pubblica amministrazione, recava un foglietto che diceva: ai sensi e per gli effetti degli articoli 157 CPP, 140 eccetera eccetera, modificati eccetera, avverte il destinatario signor Nordio Carlo che in data 28/10/22, a istanza di Corte d'Appello di Venezia, gli è stato notificato l'atto di attestazione, proclamazione e elezioni alla Camera dei Deputati. Questo è l'indizio numero 1 di un apparato burocratico ottocentesco che va smantellato. Non dico che vada riformato, va smantellato. Non è ammissibile che molti di voi, e mi rivolgo agli amministrativi, ovviamente in ottemperanza alla legge, non è certo un rimprovero al Tribunale, ma in ottemperanza alla legge perdano ore e ore di lavoro per queste cose qua. Quando poi il Ministro della Giustizia, come è giusto, può essere convocato, come è avvenuto l'altro giorno, al telefono alle 11 di sera dicendo: guardi signor Ministro che domani alle 5 c'è il Consiglio dei Ministri. Ecco, questo è giusto, ma il Presidente del Consiglio era in viaggio e non sapeva l'ora, siamo stati convocati al telefono, è ovvio. Ma perché si debbano spendere ore di lavoro, burocrazia, impiego di personale per fare queste notifiche ottocentesche? Ecco, questo va cambiato. Il primo applauso a Carlo Nordio, l'avete sentito, no? La sua lotta dichiarata alla burocrazia e poi il grande impegno, il primo impegno a rimpinguare il personale dei tribunali per dare una accelerata al sistema della giustizia. Io torno da Cristian Demma, Furti in Corso. Cristian, grazie per averci atteso, poi eventualmente vi faremo risentire quello che dice Nordio, lo troverete ovviamente anche nei nostri notiziari questa sera. Ma Cristian, allora un impegno, no, per fare in modo che la giustizia funzioni meglio, e tu prima avevi chiaramente detto fa gola ai ladri entrare nelle case degli italiani se tanto poi fuori non trovano una giustizia che funziona, e questo è un dato. Però il secondo dato è quali precauzioni possono avere i cittadini, cioè dalla loro parte, tu che parli con loro quotidianamente e che ormai sei a capo dell'associazione da anni, che cosa bisogna fare per provare a scongiurare attacchi di questo tipo nelle proprie abitazioni? Allora, ti ringrazio della domanda, perché proprio ieri è stato un dibattito sul gruppo di Furti in Corso su questo, nel senso che io, oltre alle classiche cose che noi consigliamo di fare, che può essere l'allarme, piuttosto che le finestre chiuse, piuttosto che quelle maniglie col click o con la chiavetta per far sì che il foro, la tecnica del foro vada un po' a non a buon fine sempre, io dico sempre anche di vederci tra noi, no, vicini, nel senso di avere una rete interna che è quella che fa Furti in Corso poi anche nella vita reale, no? E più di qualcuno diceva: ma io non so neanche che macchina ha il vicino, non so neanche che faccia abbia o via dicendo. Invece bisogna impegnarsi in questo, perché è ovvio che se ognuno di noi cura solo il proprio orticello non si va da nessuna parte. C'è bisogno di la famosa solidarietà, no? Di essere tra tutti un po' amici. So che è difficile, però ci si deve impegnare e fare, perché se io
da un lato, senza farmi i fatti degli altri, scusate la battuta, ma in sincerità guardo un pochino l'orto del mio vicino, vedo che giri che macchina che ha, già le riconosco e vedo che c'è una macchina strana che posso segnalare alle forze dell'ordine e continuare a segnalare le forze dell'ordine, perché c'è quella mancanza in questo momento anche dalla parte della gente che tende a dire vabbè, ma non segnalo neanche perché tanto poi cosa succede? No, bisogna continuare ad avere fiducia nelle istituzioni, continuare a segnalare le forze dell'ordine, segnalare nei gruppi e fare tutto quello che è da fare, diciamo, in questi casi, e soprattutto a denunciare sia i furti ma anche i tentati furti, le tentate frazioni, perché questo fa sì che non andiamo nelle classifiche, diciamo, a favola, come dico sempre io, ma andiamo anche a ricevere degli organi in più di polizia e carabinieri quando c'è la riorganizzazione poi nel territorio. Ultima cosa, Demma, secondo te serve più polizia sul territorio e più controllo delle forze dell'ordine? Beh, assolutamente sì, questo è poco ma sicuro. Sappiamo benissimo che purtroppo macchine poche, personale poco, anche questo aiuta, no? Quindi in questo momento, quando si sa che ci sono questi un paio di mesi, diciamo, massacranti a livello di furti, concentrare di più sull'attenzione sull'anti, diciamo, rapina e antifurti piuttosto che magari su altro, no? Poi si possono riprendere, io dico sempre, battuta a parte, le multe possiamo farle anche fra un mesetto, non succede nulla. In questo momento magari andiamo a concentrarci molto su controllare le vie, le viette e le case. Grazie Cristian Demma, Furti in Corso, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Abbiamo con noi il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, che nel frattempo è entrato in studio. Buongiorno sindaco. Allora, adesso devo lanciare la pubblicità, sono un po' in ritardo, ma ovviamente al rientro dalla pubblicità le chiederò di commentare questo, visto che anche Mogliano purtroppo è finita nel mirino dei ladri ultimamente, di commentare un po' queste parole di Cristian Demma su sicurezza, che cosa può fare un comune, forze dell'ordine. Quindi pubblicità e poi torniamo qui a parlare di sicurezza. Ben ritrovati, eccoci, 12:50, abbiamo appena salutato il sindaco di Mogliano che è arrivato qui da noi. Ancora buongiorno sindaco, tra l'altro lei è qui e contemporaneamente, come abbiamo già fatto vedere ampiamente, Carlo Nordio, neoeletto ministro della giustizia, è arrivato in tribunale a Treviso, ha incontrato il sindaco, ha incontrato varie autorità per raccontare, insomma. Eccolo qua, c'è il nostro Cristian che lo sta intervistando, vediamo. La modifica radicale del reato di abuso di ufficio è richiesta dai sindaci e soprattutto di sinistra e quindi penso che daremo loro ascolto. L'assunzione regionale per l'autonomia è una suggestione o no? La materia dell'assunzione. È già risposta. Siamo riusciti proprio a farvi ascoltare la risposta che Nordio ha dato al nostro Cristian Arboit, poi c'era una domanda sull'autonomia, ma mi sembra di vedere che insomma sia un po' defilato, forse non era il momento, no, di fare una domanda di questo tipo. Torniamo alla situazione legata alla sicurezza nel territorio. Mogliano è stato uno dei comuni presi di mira dai ladri in questo periodo. Lei diceva ci eravamo abituati, no, all'epoca, al periodo Covid, che ci ha lasciato in qualche modo tranquilli. C'è questa escalation, ce lo può confermare? C'è una piccola escalation, sicuramente, insomma, ci eravamo abituati bene con il periodo Covid dove praticamente erano spariti i furti in abitazione. Fortunatamente, insomma, non siamo ai livelli pre-Covid dove c'erano delle vere e proprie scorribande dei ladri. Purtroppo c'è questo fenomeno che si accentua in questo periodo dove si è spostata l'ora solare, l'ora legale e la sera specialmente anche a Mogliano purtroppo sono successi dei furti. Io lo dico sempre, insomma, bisogna porre massima attenzione. Prima abbiamo sentito diversi consigli da parte del responsabile di furti in corso, insomma, avvengono questi furti anche magari prima di cena, prime ore nell'imbrunire, quindi mai uscire di casa lasciando magari finestre aperte o tapparelle alzate, chiudere sempre e possibilmente magari lasciare una luce accesa dove sembra che qualcuno, insomma, sia rimasto in casa, ecco.
Senta, che cosa può fare poi un'amministrazione comunale? Voi avete implementato anche i vostri sistemi di videosorveglianza, ma fino a dove può arrivare un'amministrazione per far sentire al sicuro i suoi cittadini? Bisogna fare tanta prevenzione. Ecco, noi in 3 anni abbiamo praticamente raddoppiato il numero di telecamere presenti in città, siamo passati da 65 telecamere a 150 telecamere di nuova generazione e stiamo investendo molti soldi e questo crea sicuramente, insomma, prevenzione, ma poi in qualche caso ci aiuta per risalire, insomma, a chi ha compiuto gli atti illeciti, perché molte telecamere hanno il sistema del targa system, quindi riescono a leggere proprio la targa delle auto che transitano. Ma bisogna fare prevenzione, secondo me, soprattutto con il controllo di vicinato. Fare rete, si diceva anche prima, è importantissimo e noi lo stiamo molto spingendo, questo controllo di vicinato dove i cittadini stanno in rete all'interno di un gruppo WhatsApp dove se succede qualcosa si sa in tempo reale e quindi si cerca di prevenire, o se si vedono movimenti strani si segnala, c'è un coordinatore che poi è in contatto con le forze dell'ordine. E poi è importante sempre denunciare, aver fiducia nelle forze dell'ordine, denunciare anche se c'è un tentativo di furto in abitazione, perché questo ci permette di risalire a eventuali responsabili e comunque ci dà dei dati reali che ci permettono di capire com'è la situazione. L'anno scorso c'era una banda, si ricorda, che insisteva proprio nel territorio di Mogliano. C'è stato un periodo in cui voi avete anche chiesto, no, un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio. Che cosa ne è stato di quella fase? Sì, Mogliano è un po' sfortunata da questo punto di vista perché ha la presenza di diverse ville importanti con cittadini facoltosi. Mogliano è servita da 3 autostrade, abbiamo 2 uscite autostradali, quindi facilmente queste bande organizzate, e qui siamo a un livello superiore, diciamo, di criminalità, riescono facilmente a dileguarsi. C'è stato quel periodo, insomma, con sostanzialmente una rapina andata a buon fine, diciamo, e le altre tutte sventate fortunatamente. Quel periodo, insomma, ce lo ricordiamo bene, lì le forze di polizia hanno veramente fatto un grande lavoro, insomma, e si è ritornati alla normalità in poco tempo. Quindi è servito questo potenziamento di presenza sul territorio, secondo lei? Assolutamente, sappiamo che però purtroppo gli organici sono ridottissimi, anche con la nostra polizia locale cerchiamo di presidiare il territorio, però è un territorio vasto e le unità a disposizione, le risorse sono poche. Dunque lei, parlavamo appunto di bande molto organizzate, poi però ci sono gli scippi, no? La microcriminalità. Mi raccontava che voi avete anche cercato di coinvolgere la comunità, soprattutto gli anziani, per insegnare proprio loro ad avere un'attenzione diversa nei confronti di questi soggetti che si avvicinano magari in amicizia, no? Sappiamo che gli anziani spesso danno confidenza anche per la voglia di conoscere, di passare del tempo e interloquire con qualcuno. Sì, anche in questo caso è importantissima la prevenzione. Abbiamo organizzato delle serate con la presenza degli anziani, anzi siamo andati proprio al centro anziani insieme con i carabinieri che hanno ben spiegato come prevenire queste cose, questa tecnica, questa brutta tecnica dell'abbraccio, mai dare confidenza a persone estranee, mai farle avvicinare perché magari qualche anziano confuso pensa di non ricordarsi della persona, ma sono veramente bravi ad avvicinarsi in pochi secondi a scippare le persone. Purtroppo sono fatti accaduti anche recentemente a Mogliano ed è importante, insomma, prevenire anche queste cose e si può fare assolutamente. Senta, dalla sicurezza andiamo a parlare di sicurezza stradale, no? Allora, in questa settimana davvero noi abbiamo raccontato quotidianamente la storia di Miriam Ciobanu. Alle 3 c'è il suo ultimo saluto, sono i funerali nella chiesa parrocchiale di Onà di Fonte, questo caso che ha visto coinvolti due giovani coetanei e questa macchina che sfrecciava a 130 all'ora in una strada che sembra quasi la strada del Terraglio, che è un'altra strada che chiama a spingere sull'acceleratore. Anche qui che cosa può fare un'amministrazione comunale?
Può fare sicuramente molte cose, però prima di tutto i cittadini, gli automobilisti devono essere più responsabili. Vediamo troppa distrazione alla guida, abbiamo un sacco di infrazioni di gente che usa il telefono mentre guida e naturalmente l'alta velocità, che è una delle cause principali di incidenti. Ieri purtroppo abbiamo avuto anche un brutto episodio a Mogliano, fortunatamente è finito bene, è stata investita la nostra comandante, la vice comandante della polizia locale, che mentre stava dirigendo il traffico, c'era una manifestazione in corso, è stata investita da una signora, ahimè, distratta, insomma. E fortunatamente è stata dimessa questa mattina la vicecomandante, quindi tutto bene. Insomma. Quindi è stata portata in ospedale immediatamente? Immediatamente. Ha riportato una prognosi importante? Ha preso delle botte e tanta paura, compreso il sottoscritto. Io ero lì, sono arrivato dopo 30 secondi che era successa la cosa e ci siamo spaventati, insomma. E assolutamente quando si guida bisogna porre attenzione massima. Questa è proprio la distrazione, anche perché che ore erano, Sindaco? Erano le 4:30 del pomeriggio. Quindi non c'è la questione dell'alcol, l'abuso di alcol e droga, voglio dire, cioè qui è proprio una questione di distrazione. Assolutamente, sì. Beh, intanto faccio ovviamente alla dottoressa Silvia Vecchiato tutti i nostri migliori auguri, davvero di pronta guarigione. Il loro è un ruolo molto importante perché sono davvero a contatto con le persone, a loro fa capo la salvaguardia del territorio, ma anche proprio di una forma di ordine pubblico che coinvolge davvero tutti i cittadini, quindi davvero i vigili hanno un ruolo importante, forse troppo poco spesso valorizzato. Assolutamente, qualcuno punta spesso il dito contro i vigili in maniera errata, hanno un ruolo fondamentale, tra l'altro veramente sacrificano tantissimo perché a parte turni, magari anche noi abbiamo spesso anche turni al sabato, alla domenica, serali fino alle 2 di notte, quindi e fanno un lavoro importantissimo che spazia dal controllo appunto della sicurezza stradale al controllo ambientale, dove ahimè sempre più spesso anche lì abbiamo tentativi, insomma, di reato o reati. Che tipi di reato? Spandimenti nei fiumi, nei tombini, abbandono di rifiuti, anche abbandoni importanti, inquinamenti di vario tipo. E anche la polizia locale è impegnata anche su questo fronte. Abbiamo visto il ministro Nordio, secondo lei un buon deterrente potrebbe essere davvero una riforma del sistema giustizia, no? Perché poi uno pensa, vabbè, abbandono un rifiuto, cosa mi succederà mai, no? C'è il rischio che a muovere queste azioni sia proprio il pensiero che non si arriverà mai, insomma, ad una punizione poi. Assolutamente, serve certezza della pena, serve maggior rigidità sia per quanto riguarda la sicurezza stradale sia per quanto riguarda la sicurezza ambientale. È fondamentale anche qui la prevenzione e quindi l'educazione, e noi facciamo educazione stradale già a partire dalle scuole materne grazie ai nostri vigili, alla nostra polizia locale insieme ad altre associazioni, e quindi educazione stradale, educazione ambientale per far crescere i cittadini e far capire fin da subito quelle che sono, insomma, le regole importanti da rispettare per la salvaguardia di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Senta, Sindaco, in ultima battuta vorrei toccare un po' il tema politico, visto che al 2023 si torna a elezione il comune di Mogliano, visto la sua fuoriuscita dalla Lega, si candiderà con una civica, che cosa ci dobbiamo attendere? Beh, io insomma, al momento non ho tessere di partito, sono comunque sindaco in una coalizione di centrodestra dove c'è dentro all'interno della mia giunta ancora la Lega, e l'auspicio per il 2024 è questo, insomma, di rimanere, di ricandidarmi, e questo assolutamente lo farò, perché in 5 anni poi all'interno dei quali ci abbiamo messo 2 anni di Covid e adesso la crisi, assolutamente uno
io stesso non sono riuscito a portare a termine tutto il programma, quindi mi ricandido e insomma auspico di essere, l'intenzione è quella di essere il coordinatore di una coalizione di centrodestra unita. Si riconosce in questo governo di centrodestra? Prima in apertura con Ferrazzi abbiamo parlato del decreto anti-rave, adesso della gestione del braccio di ferro tra il Viminale e le ONG. Si riconosce in questo governo? Assolutamente, sono fiducioso che questo governo faccia bene e le prime mosse che sono state fatte sono importanti. E auspico che ci sia insomma attenzione verso i comuni. Come sindaci, come sindaco siamo, non lo nascondo, in difficoltà in questo momento, con bollette enormi da pagare, cittadini da aiutare, e sono sempre di più quelli che bussano alla porta dei comuni, e anche e soprattutto cifre e costi delle opere pubbliche che stanno salendo di giorno in giorno. Io sono stato costretto a tagliare alcune opere pubbliche per mandarne avanti altre, proprio perché i costi sono raddoppiati e dietro c'è sicuramente tanta speculazione. Ma quando una ditta partecipa ad un bando poi non ha il dovere di, diciamo, mantenere le promesse proprio per essere... Sì, sì, assolutamente. Il problema è che è molto lungo l'iter di progettazione e di realizzazione di un'opera, e magari calcoliamo oggi i costi, poi nel frattempo i prezzi aumentano, magari le gare che si fanno non ottengono ribasso perché nel frattempo i costi sono aumentati, e alla fine il Comune deve addirittura aggiungere, in certi casi, quando l'incremento è troppo alto, aggiungere risorse per portare a termine i lavori. Ci fa un esempio di una di queste opere? Le asfaltature, ad esempio, abbiamo dovuto aggiungere diversi soldi per portarle a termine, o siamo stati finanziati per un bando PNRR con conteggi fatti, ahimè, 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo partecipato al bando. Nel frattempo la cifra per quell'opera è raddoppiata, abbiamo dovuto aggiungere risorse nostre per farla partire in questo caso. Il bando che cosa? Rigenerazione, andiamo a demolire la vecchia piscina e a rigenerare il parco Primavera. Viene sistemato completamente, e lì siamo andati in Consiglio Comunale proprio recentemente e abbiamo sostanzialmente raddoppiato la cifra a bilancio per far partire l'opera. Di quanti soldi stiamo parlando? Siamo passati da 300.000 euro a 600.000 euro. Giusto per far rendere conto anche un po' ai nostri cittadini davvero in quali condizioni stanno lavorando oggi i comuni. Quindi lei dice al nuovo governo chiedo un'attenzione in più, liberare fondi, no? Ad esempio per... Liberare fondi, controllare queste speculazioni e tener conto che i comuni sono sempre più in difficoltà. Grazie Sindaco, è un appello davvero corale. Poi adesso qui con noi ci sarà anche un altro sindaco, il sindaco di San Biagio di Callalta, quindi parleremo anche con lui di questo. Grazie a Davide Bortolato per essere stato in nostra compagnia. Sindaco, arrivederci, ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno Sindaco. Vi facciamo vedere intanto il servizio di Christian Arboit sull'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, un blitz. L'operazione si chiama Apri e Chiudi, guardate. In 13 anni nello stesso capannone a Morgano si erano alternate 9 ditte tessili diverse, vere e proprie aziende apri e chiudi, che dopo essere divenute insolventi trasferivano personale e macchinari nella successiva impresa costituita ad hoc, sempre con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo il nome e la partita IVA. Le ditte, tutte gestite da cittadini stranieri, hanno accumulato in 13 anni debiti con l'erario per oltre 2.600.000 euro. Per questo le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato il laboratorio di 300 metri quadri gestito in condizioni di assoluto degrado, con diversi fattori di pericolo per la salute degli stessi lavoratori. A supportare i finanzieri il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, il nucleo Spisal dell'ULS 2, l'ARPAV di Treviso, con il personale tecnico del Comune di Morgano e la Polizia Locale. Durante l'intervento sono stati sequestrati 30 metri cubi di scarti tessili sparsi in ogni angolo dei locali, in particolare nell'autorimessa adibita di fatto a discarica, e a 21 macchine
macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento, tra cui macchine da cucire, banchi da stiro e da lavoro, una presa per bottoni. Tra le irregolarità emerse anche l'assenza di illuminazione, tutte le finestre dell'opificio erano oscurate da teli in tessuto per non mostrare come il laboratorio fosse attivo anche nelle ore notturne. Ora l'amministratore, che operava sulla base di commesse ricevute da imprese locali, dovrà rispondere a un rosario di contestazioni, dalla violazione delle norme sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro al deposito incontrollato di rifiuti speciali. Eccoci, allora adesso vi facciamo vedere il sondaggio di Ring. Questa sera ovviamente torna l'informazione con Ferdinando Avarino, tanti temi sul piatto, e questa volta il tema è quello dei migranti. Avete visto questo braccio di ferro tra Viminale e ONG, e anche la CEI ha detto la sua in questo caso. Sbarcare solo donne, bambini e fragili? Questo è il quesito che vi poniamo nel sondaggio di questa sera. Sì, 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690. Quindi vi ricordo che la chiamata è gratuita. Se sentite occupato vuol dire che il vostro voto è stato registrato. L'esito del sondaggio ovviamente questa sera in onda su Ring. Allora io vi presento gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Abbiamo Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta. Buongiorno sindaco, e qui diciamo in rappresentanza del Partito Democratico Claudio Borgia, vice sindaco a Montebelluna, Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, dovremmo avere collegati, fatemi un cenno se ci sono, Riccardo Barbisan per la Lega. Buongiorno Riccardo, grazie, consigliere comunale a Treviso. Buongiorno a voi, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Buongiorno Riccardo. E Marco De Blasis, Movimento 5 Stelle. Marco, buongiorno. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e agli ospiti, buongiorno. Insomma, avete visto, abbiamo un bel parterre, ci sono quasi tutti. Allora io parto dal sondaggio di Ferdinando Avarino, il sondaggio di Ring, perché c'è questo braccio di ferro in questo momento importante. Allora vorrei davvero fare un giro veloce, perché qui ci sono due posizioni. C'è la posizione del diritto del mare, del diritto internazionale, che garantisce a tutti coloro che vengono salvati di poter quantomeno chiedere asilo, e poi c'è invece questa politica di sbarco selettivo che è una delle prime mosse del nuovo governo, una mossa che insomma in qualche modo ci si aspettava, ma che sta scatenando diverse polemiche. Vi chiedo di essere un po' brevi in modo da riuscire a toccare tanti temi e a arricchire il parterre. Partiamo da lei, Cappelletto. Allora, questi sbarchi selettivi immagino che non li condividiate. Diciamo che stiamo vedendo il ritorno di determinate dinamiche che abbiamo vissuto anche nel passato con tutte le polemiche del caso, posizioni diverse, ma sicuramente non aiutano un paese come il nostro ad essere all'altezza, perché quando dobbiamo pensare di respingere persone che hanno bisogno di aiuto, in questo caso stiamo parlando di bambini e donne, dobbiamo saper dare delle risposte. Sicuramente le risposte non sono quelle dei cosiddetti respingimenti. Dobbiamo avere buon senso, dobbiamo mettere in atto tutta una serie di procedure, ma di iniziative affinché coloro che chiedono aiuto per questi motivi possano avere l'accoglienza e l'assistenza necessaria degna di un paese civile. Altra cosa poi è il controllo di chi viene nel nostro paese, perché oltre a dover dare a queste persone che sono dei migranti, dobbiamo saper dare anche a coloro che vivono nel nostro paese Italia, che lavorano, che collaborano, che portano avanti il paese Italia. Quindi dobbiamo essere all'altezza di riuscire a coniugare le due cose. Noi nel passato, nel nostro piccolo, parlo di San Biagio di Callalta, abbiamo provato a far coniugare quando c'era l'accoglienza diffusa, no? Si parlava di accoglienza diffusa piuttosto di accoglienza nelle caserme. Abbiamo portato avanti dei progetti di accoglienza diffusa e possiamo dire tranquillamente che hanno funzionato, siamo riusciti a coniugare quella che poteva essere un'accoglienza anche sostenibile, perché dobbiamo dire deve essere poi anche sostenibile, però siamo riusciti a coniugarla e quindi siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito. Ecco, sarebbe bello che a livello più alto qualche volta guardassero verso il basso, perché si può fare. Sbarcare tutti e li farebbe passare attraverso il classico percorso di richiesta di asilo? In questo caso stiamo parlando di bambini e donne. Allora io chiedo, c'è qualcuno che vuole rimetterli in mare? Perché dopo magari muoiano?
Ecco, io mi faccio questa domanda. Allora ecco che la risposta penso che possa essere semplice e univoca. Credo che i 35 rimasti sulla nave credo che abbiano fatto scendere donne e bambini, certo. Sindaco, giusto per... e però i 35 che sono rimasti sono stati giudicati dopo una visita non psicologica ma prettamente sanitaria, sono stati dichiarati in buona salute. Borgia. Guardi, molto semplicemente dobbiamo essere chiari e soprattutto pratici. Ma chiari lo dico da subito perché sono scesi da quella nave bambini, donne, anziani, chi era in difficoltà, quindi la selezione si è fatta nel momento in cui ci sono delle persone bisognose, hanno bisogno di essere aiutate, allora si fanno scendere, si dà una mano e ovviamente gli si dà tutto il supporto. Quelle che sono rimaste, che hanno giudicato gli alti funzionali nella barca, ricordo che non è una barchetta a remi, stiamo parlando di una nave gestita da un'organizzazione non governativa, quindi una barca con tutti i crismi, quindi non una, come dicevo prima, una barca a remi. Ma sono stati salvati da una barca, però... Certo, remi, assolutamente, diciamo. sì, però... Nello stesso modo in cui sono stati salvati, devono essere riportati giustamente nei loro paesi d'origine o da dove sono partiti. Lo dico per un principio molto semplice. Nel momento in cui noi ci permettiamo di far scendere queste persone, ricordiamo che se sono rimaste nella barca è probabilmente perché non sono, come dire, dei rifugiati politici, non scappano da guerre, ma sono ovviamente dei migranti irregolari. Nel momento in cui scendono dei migranti irregolari, come funziona? Funziona che intanto vengono disposti e vanno come sappiamo, alcune caserme, alcuni hub, alcune strutture dello Stato. Rimangono solitamente per almeno 2 anni, quando riescono a, come dire, finire l'iter burocratico, gli viene dato un foglio di via e tantissimi di questi vanno a finire nei campi di pomodoro, soprattutto del sud Italia, a €1 all'ora. Ecco, questa è dignità. Noi non possiamo in questo momento storico riuscire a sostenere i migranti irregolari che vengono nel nostro paese, perché A, siamo di fronte a una crisi epocale, B, perché non c'è il lavoro e non gli possiamo dare la dignità. Ricordo che quelli che non finiscono a lavorare nei campi probabilmente, perché ricordo a tutti che gli viene dato un foglio di via, quindi sono liberi nel territorio nazionale, nessuno di questi torna nel loro paese, o rimangono o vanno in altri paesi degli stati membri probabilmente. Alcuni di questi delinquono, ma delinquono perché sono lasciati ovviamente soli, senza un sostegno. Allora è meglio evitare di sostenere la delinquenza, di sostenere il caporalato, ed è bene dire, fin tanto che l'Europa non si prenderà la responsabilità per tutti gli stati membri di dividere in quote tutti i migranti, bisognerà utilizzare questo sistema. Si aiuta chi ha bisogno di essere aiutato, chi è bisognoso. Quindi lei dice proviamo anche a fare un ricatto all'Europa, no? A dire io adesso ho questa posizione molto forte, perché è stata criticata anche dalla CEI, ma è una posizione forte, il Papa si è schierato, ha detto aiutiamo l'Italia, quindi insomma la Chiesa... ha preso... Ma giustamente la Chiesa fa la Chiesa, cioè io non contesto assolutamente la Chiesa, perché giustamente i sani principi devono essere portati avanti della Chiesa e soprattutto della visione che ha. E noi purtroppo dobbiamo basarci con le regole che abbiamo. Voglio sentire Barbisan su questo. Riccardo, buongiorno. Allora, la Chiesa dice non è un atteggiamento democratico. Chi conosce la legge del mare dice che siamo fuori legge, Piantedosi insomma sta mettendo in pratica la linea di Salvini sostanzialmente. Piantedosi è stato il capo di gabinetto del ministro Salvini ed è colui che tecnicamente ha contribuito a scrivere quelli che sono i decreti sicurezza, sulla base dei quali anche oggi si sviluppa quella che è la politica migratoria del centrodestra per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, illegale, chiamatela come volete. Il principio è sempre lo stesso: in Italia si viene regolarmente e sarebbe meglio avere un'immigrazione regolare per quote, alla quale lo Stato può anche
contribuire nel dare tutto quello che è necessario perché un immigrato si regolarizzi. Se noi vogliamo continuare con quello che è sempre stato, dopo non lamentiamoci se anche all'interno della società vi sono delle tensioni a causa di un'immigrazione, o se magari il clandestino, l'immigrato, l'extracomunitario, chiamatelo come volete, dopo viene visto dalla popolazione autoctona in maniera di come non dovrebbe invece essere visto. Abbiamo sempre avuto questo principio, crediamo che una immigrazione regolare che sia capace di integrarsi dia vita anche a degli esiti positivi all'interno della società. Diversamente, se porti chiusi non va bene, a me non va bene neanche porti aperti, perché oggi ne portano 100, domani 200, dopodomani 300. Se lo slogan diventa porti aperti, vuol dire che questo paese ha abdicato alle proprie regole in materia appunto di immigrazione, e questo non solo a svantaggio dei cittadini italiani, ma soprattutto a svantaggio di tutti coloro che con grande fatica, sacrificio, code fuori dalla questura per un permesso di soggiorno e tanto lavoro e tanta voglia di integrarsi, in tanti anni sono riusciti a crearsi una posizione nella società di rispettabilità che tante volte viene compromessa da persone che sbarcherebbero in modo irregolare. Ecco, questo non fa bene a nessuno, non fa bene tantomeno a loro, perché sappiamo che fine fanno in attesa appunto del foglio di via oppure dello status di rifugiato. Sappiamo anche oggi che programmi per coloro che, i pochissimi che vengono riconosciuti come veri profughi, sono anche molto pochi anche da questo punto di vista. È meglio spostare i soldi per l'accoglienza di 100.000 immigrati illegali per l'accoglienza e l'ingresso nella società di 10.000 immigrati regolari. Secondo lei l'accoglienza diffusa di cui ha parlato Cappelletto, che nel suo comune a San Biagio di Callalta in qualche modo ha sperimentato, non funzionava, è stata in qualche modo smantellata proprio da Salvini, non ha funzionato quel sistema lì? Guardi, informandosi bene si scoprirà che l'accoglienza diffusa per i richiedenti asilo è stata smantellata dal ministro Salvini e che invece il Ministero dell'Interno, sotto la guida del ministro Salvini, ha ripristinato l'accoglienza diffusa per coloro che hanno ricevuto lo status di profugo. Anche il comune di Treviso ha fatto la sua parte in questo caso. Sono due condizioni totalmente diverse rispetto alle quali non possiamo agire in modo uguale. Un tema è il profugo migrante economico che dovrebbe seguire ben altri canali. Un conto sono persone che scappano dalla guerra, dalla carestia, dalla privazione dei diritti civili. Purtroppo non possiamo trattare cose diverse in modo uguali. Questo è populismo, questo è qualunquismo, questa è semplificazione che va bene per riempire una piazza, fare qualche slogan, eccetera. Per le persone che hanno riconosciuto lo status di profugo e vivevano con la guerra o con la carestia, è giusto che noi sperimentiamo anche l'accoglienza diffusa, totalmente diverso dal 95% circa dei profughi che sono meramente migranti economici che non scappano da nessuna guerra, secondo i dati non della Lega ma delle varie prefetture d'Italia. Allora, dico, giusto per sottolineare, che quelli che sono stati accolti nell'Humanity provenivano probabilmente per la maggior parte dal Bangladesh. Allora, Marco De Blasis, tra l'altro lei è... No, non ci sono delle condizioni, insomma, sempre civili di vita, devo dire. È ovvio, ma se noi dobbiamo accogliere tutti quelli dove non ci sono condizioni civili di vita, diciamo che siamo 1 miliardo e poi ci sono 5 miliardi che non sono in condizioni civili di vita. Se invece guardiamo le norme e vediamo se c'è la guerra, se c'è la carestia, c'è la privazione di diritti civili e politici, allora facciamo un esame più chiaro di chi può e chi non può, perché altrimenti se noi parametriamo tutti allo stile di vita occidentale, allora che vengano qui tutti e magari noi andremo in Africa. L'esempio per esempio l'Ucraina. Un esempio su tutti è l'Ucraina. Tutte le amministrazioni locali si sono prese carico di alcuni cittadini ucraini perché scappavano dalla guerra. Ma se ricordate, e sicuramente sarà così, sono prevalentemente
donne e bambini, gli uomini rimangono a combattere sul fronte. Marco De Blasis, no, solo da lei, perché tra l'altro lei di Oderzo ci può raccontare anche dell'esperienza. Voi avete la caserma che accoglie tantissimi profughi, e poi vorrei anche chiederle un po' di questo silenzio del Movimento 5 Stelle nei confronti, insomma, di quello che sta accadendo oggi sui migranti. Non mi risulta che il partito abbia proferito, insomma, la sua posizione. Ma certo, perché la domanda è un'altra in realtà. Ma perché stiamo parlando di migranti in questo momento? Stiamo parlando di 57.000 sbarchi da gennaio ad agosto. Vorrei capire perché stiamo parlando di un problema di migrazione. È vero che sono numeri leggermente in rialzo rispetto al 2019, ma a me non sembra che sia un'emergenza questa. Cioè un paese come l'Italia non è in grado di gestire 57.000 migranti, profughi. Perché non proviamo invece a spostare la questione, visto che il governo secondo me lì è in vera difficoltà, che è quello nel sostegno alle famiglie e imprese riguardo alle bollette. Siamo qui a parlare di 57.000 migranti, ma è una cosa ridicola. Cioè un paese come l'Italia non è in grado di gestire 57.000 migranti. Okay? Da gennaio ad agosto mettiamo 100.000 a fronte di altri paesi europei che come la Germania, che ne gestiscono ben di più. Quindi per carità, nessuno vuole sminuire la questione, ci mancherebbe altro. Infatti a Oderzo abbiamo, come ha confermato, come ha detto lei prima, abbiamo un hub, la caserma Zanusso, cui tra l'altro mi pare che adesso siano sui 150 persone addirittura rispetto ai picchi di 300 di tempo fa. Tutte persone che non lavorano a €1 nei campi del meridione a raccogliere pomodori, ma lavorano nelle imprese locali, magari a fare la vendemmia, magari non a €1 ma a €4, a €3. Quindi il problema non è solo un problema del sud, ma è anche un problema nelle nostre terre. Confermo, ne ho intervistati alcuni io che venivano proprio dal Bangladesh ed erano arrivati da poco e stavano andando a lavorare con la... Certo, ma poi mi scusi, ma poi anche la questione del respingimento selettivo. Ma le persone fragili sono fragili solo, come le fa a giudicare una persona fragile? Sì, certo, perché è un minore, perché è un anziano, ma c'è anche una fragilità psicologica, c'è anche una fragilità che è derivata da magari violenze subite, fisicamente magari uno sta anche bene, ma c'è un problema psicologico. Ma allora, sapete che c'è un solo ufficio a Trieste che gestisce e smaltisce le pratiche dei richiedenti asilo e passano anni prima che un richiedente asilo abbia delle risposte. Allora non si può provare a potenziare quegli uffici e cercare di snellire le pratiche dei richiedenti asilo. E poi perché? Chiediamo a Salvini quanti respingimenti ha fatto, quanti rimpatri ha fatto durante il suo mandato da Ministro dell'Interno, quanti rimpatri ha fatto. Allora, piuttosto che, ripeto, sono d'accordo che non è che possiamo aprire a chiunque, ma bisogna favorire questo tipo di, chiamiamolo in maniera brutta, anche mercato dell'immigrato, ci mancherebbe, perché sappiamo da dove arrivano e come arrivano, per carità. Ma noi siamo un paese civile che dovrebbe essere in grado di fare una gestione dell'immigrazione corretta, civile, e non in questo modo, dove le persone sono, certo, a €1 a lavorare per la mafia. Ma allora il problema è l'immigrato che lavora per la mafia o il problema è la mafia che dà lavoro all'immigrato a €1? Cioè stiamo spostando completamente l'attenzione del problema e della questione. Allora, prima il lavoro non c'è, allora il lavoro non c'è, però non c'è il reddito di cittadinanza, c'è anche qui una confusione che ho sentito prima, allucinante. Il lavoro non c'è per nessuno e invece il lavoro manca. E poi al reddito di cittadinanza ci arriviamo, De Blasis, anche perché adesso sempre la Lega ha fatto una sua proposta. Volevo chiedere a Cappelletto se si sentiva sulla linea. Condivido le parole, anzi possiamo dire che tranquillamente che se vogliamo dare lavoro, il lavoro non manca. Parliamo anche di qua, del nord, del nostro Veneto, della nostra provincia di Treviso, c'è ricerca di saldatori, di quei lavori che molto spesso non si vogliono fare perché considerati qualcosa di non più adeguato, però abbiamo la necessità, le aziende hanno la necessità di queste persone che possono aiutare. Poi ci troviamo con gli aumenti dei prezzi e quant'altro per dover gestire. Condivido quello che ha detto, non dobbiamo far sì che
un numero, come diceva prima, 50.000, 60, 100.000 richiedenti o persone che sono in difficoltà, perché all'interno di questo numero non ci sono solamente coloro che vengono definiti che possono essere rimpatriati. Dice bene, il nostro problema è anche di dover gestire questi rimpatri e chiunque è stato al governo si sarà reso conto delle difficoltà che ci sono anche per fare questo. Velocemente una risposta da Borgia sì, e Barbisà. È difficile perché ha messo tante questioni sul tavolo. Intanto partiamo dal dire che insomma, prendere le lezioni da chi nel governo Conte 1, quindi il Movimento 5 Stelle, faceva i respingimenti, quindi rimandava indietro le navi e non faceva scendere neanche chi insomma, era bisognoso, insomma, mi sembra anche strano, ecco, per cui loro sono abituati a fare delle capovolte e molto, molto, come dire, frequenti, però insomma questa mi sembra veramente strana. Poi sono d'accordo con lui sul tempo insomma, l'iter burocratico sull'asilo, sul richiedente asilo, non solo però per il richiedente asilo, ma soprattutto anche per gli immigrati clandestini, perché è lo stesso iter, ci mettono, la stima è circa di un anno e 8 mesi, vorrei però ricordare che noi siamo al governo da esattamente 2 settimane e loro sono stati al governo per 5 e potevano lavorarci, cosa che non hanno fatto, quindi noi sicuramente ci metteremo mano e credo che sia assolutamente doveroso. Poi chiudo dicendo che se la loro idea è quella di tenere i giovani italiani a casa con il reddito di cittadinanza e invece far lavorare a 3-4 euro nelle varie aziende o meglio nelle vendemmie eccetera eccetera, gli immigranti, credo che non sia una, come dire, soluzione molto intelligente. Bisognerebbe invece lavorare, sì certo, come dice lui, alla radice, ma dando delle priorità. La nostra priorità è quella di sostenere chi è in difficoltà e lo diciamo chiaramente, non possiamo permetterci di tenere i migranti che invece non scappano dalla guerra ma sono migranti economici. Perché lo facciamo adesso? Perché siamo arrivati al governo da 2 settimane, 57.000 sono oggi, se non continuiamo ad avere questo tipo di come dire, piglio ne avremo sempre di più, come è successo sotto il ministro Lamorgese. È simpatica questa No, è simpatica, sa anche perché. No, mi lasci, mi permetto. parlando io, però se vuole parli lei, dopo le rispondo. Però perché sa come funziona alla fine? Alla fine di tutto funziona che i prefetti poi chiamano i sindaci e gli danno le quote. Allora facciamo così, le quote spettanti ai comuni che invece non sono in grado, perché ad oggi facciamo presente che in tutte le realtà facciamo fatica a dare risposte, a dare strutture alle associazioni e le dobbiamo trovare per i migranti. Allora sicuramente San Biagio di Callalta è su questo tema in prima linea, però altri comuni probabilmente non lo sono, cioè possiamo avere idee diverse. Parla giustamente da vice sindaco certo. lei di Montebelluna. Cappelletto, velocissimo perché vorrei far parlare Barbisà. Dico che è simpatica questa diatriba perché ogni momento c'è questa diatriba, no? Chi vuole delle posizioni completamente diverse. Io vedo che oggi delle posizioni di buon senso non ci sono, sento semplicemente uno scontro, noi non abbiamo mai governato, scusatemi, anche fare opposizione vuol dire partecipare con delle idee a quello che può essere un governo, e ricordo che comunque, e non per fare polemica, comunque si sono alleati anche con la Lega, sapevano benissimo quali possono essere le posizioni, quindi stanno sostenendo determinate posizioni, e io sto vedendo che è un tornare nuovamente al passato, e dobbiamo anche dirlo che nel passato ci sono stati numeri completamente diversi. Ha ragione, io vorrei prima capire cosa facciamo fin dove possiamo, certo, e dopo al limite ci poniamo il tema, perché questa dinamica dei flussi migratori non c'è solamente quello che arriva con la barca, c'è anche quello che arriva in altra modalità, che arriva con permessi di soggiorno, certo, e dopo ad un certo punto questi diventano in clandestinità, e questi sono anche il problema, però nessuno ne parla. E qui non si sta facendo niente. Barbisà che ci sta attendendo da un po', tra l'altro vuole fare un passaggio su questo, se no io andrei subito sul reddito di cittadinanza perché ormai è già stato citato un paio di volte. Barbisà. Guardi, cerco di mettere insieme questo e quello, dico solo che non c'entrano niente i saldatori che mancano nelle nostre imprese, nel senso che è vero che manca personale specializzato, ma il 90% di quelli che arriva non sa saldare, e il 90% di chi arriva dopo un anno e mezzo riceve un foglio di via e deve andare via, ok?
pertanto non può neanche avere un contratto di lavoro alla luce del sole come servirebbe per lavorare nelle nostre imprese. Quindi i due fenomeni proprio non c'entrano nulla. Noi dovremmo impegnarci eventualmente per ampliare le quote degli immigrati regolari a cui dare un permesso di soggiorno, una formazione e un lavoro. Questo tipo di immigrazione clandestina non serve neanche a poter aiutare le nostre imprese a fare quello che dovrebbero. L'altra cosa sul reddito di cittadinanza. Sappiamo bene che ora il reddito di cittadinanza costa circa 7, 8, 9 miliardi all'anno, insomma questo a spanne. Noi pensiamo di recuperare 2-3 miliardi di euro all'anno togliendo il reddito di cittadinanza a chi rifiuta il primo lavoro e soprattutto a chi è nelle condizioni di poter lavorare. Vogliamo ridurre quello che è la spesa pubblica improduttiva. Credo che dopo 3-4 anni di reddito di cittadinanza possiamo anche veramente aver capito dove va a finire e quali sono stati gli effetti positivi, se ve ne sono stati, e negativi, se ve ne sono stati, e come ogni misura dello Stato può essere benissimo rivista, e togliere questi 2-3 miliardi per andare a favore del sistema dei pensionamenti italiani, che vedrebbe diversamente tornare la legge Fornero tra pochi mesi, e quindi avere delle risorse da mettere nel sistema pensionistico italiano per permettere ai lavoratori italiani di andare in pensione ad un'età che è in media con quella europea, visto che è all'Europa sempre. C'è un tema qua, ha proprio enunciato la criticità. Noi accogliamo questi migranti, facciamo le nostre diatribe, facciamo le nostre considerazioni pro, contro, ognuno mette proprio la propria idea, poi ci troviamo, come sta dicendo, che lo Stato prende queste persone, le mette negli hub, le mette dove deve metterle, le tiene là 2-3 anni, alla fine gli dice: sai cosa ti dico? Non mi interessi, ti do un foglio di via, vai dove vuoi. Vai dove vuoi. No, funzionava così anche con Renzi. È meglio gestire un foglio di via che vadano dove vogliono. Grazie, no dove vogliono. Sì, chiarissimo. Sì, ma non è che l'ha inventato Salvini, funzionava così anche con Renzi, ecco, no. Allora sto dicendo, vede, la differenza fra me e lei, che io non sto parlando di Lega o PD o di Fratelli d'Italia, dico c'è una criticità dove c'è qualcuno che dà dei fogli di via per metterli di nuovo in mezzo alle strade e non si preoccupa, perché dice: sai cosa ti dico? Ti do il foglio di via e adesso devi andare via. Devi andare via. Costa? Scusi, io credo di aver... Io sarei d'accordo con lei, li prenderei e li accompagnerei in aereo nel loro paese d'origine. Ma sa quanto costa per le casse il ministro Salvini ha sempre dichiarato che faceva questo, e diciamo che i numeri non ci sono. No, vi devo bloccare perché primo devo andare in pubblicità, secondo non voglio distogliere l'attenzione dal reddito di cittadinanza. Questo è un tema che andrebbe dibattuto onestamente per ore e è anche mio interesse farlo, ma abbiamo toccato il reddito di cittadinanza e siccome abbiamo De Blasis collegato con noi, Movimento 5 Stelle, voglio capire da loro se la proposta della Lega di cambiamento, gestione del reddito di cittadinanza è una proposta che si può accettare. Quindi meteo, pubblicità e poi De Blasis con il reddito di cittadinanza. Tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsione del tempo per lunedì 7 novembre. Sul Veneto pressione atmosferica in aumento, sarà asciutto e soleggiato su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime comprese tra 3 e 9 gradi, massime intorno ai 15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo a tratti nuvoloso e coperto ma senza piogge, non mancheranno ampie schiarite. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime intorno ai 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige, bella giornata all'insegna del sole, non si escludono locali addensamenti. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 16 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Prima edizione, ben ritrovati, ci siamo lasciati con il reddito di cittadinanza e con questo tema vorrei andare subito da De Blasis, Movimento 5 Stelle. La proposta della Lega per voi è accettabile? Sì, no? Perché? Mi sente Marco? Mi sentite? Sì, lei ci sente? Sì, vi sento, eccomi qua. Reddito di cittadinanza. Sì. A mio avviso la proposta è inaccettabile. È inaccettabile perché in questo momento di difficoltà, invece che dare risposta, come ho detto prima, a famiglie e imprese che già sono in difficoltà ma che hanno una loro sopravvivenza, un loro grado di sopravvivenza, andiamo a togliere quello che è un sostegno a quelle persone che sì, è vero, possono lavorare, ma gli diamo un lavoro a queste persone? Gli diamo un lavoro o gli togliamo l'unico sostentamento che hanno per se stessi e per coloro che gli sono vicini? Allora, invece che togliere il reddito di cittadinanza a queste persone, perché non andiamo a prendere questi 3 miliardi dalle aziende che fanno maxi profitti? Perché non andiamo a pescarli lì, che tra l'altro abbiamo 9 miliardi da pescare lì e ne sono stati presi neanche uno, grazie a una legge fatta male dai migliori? Allora qui stiamo facendo la guerra alla povera gente. Perché non ci aiutano invece a sistemare, visto che sono in capo alle regioni, tutti gli uffici delle politiche attive per il lavoro? Perché non lavoriamo su quello invece? Facciamo funzionare le politiche attive, De Blasis? Ma certo che non stanno funzionando, non hanno neanche usato un terzo di quelli che sono i soldi che il governo Conte aveva messo a disposizione. Quindi lì cosa c'è? Un ostruzionismo? Io non voglio pensare male, ma credo che insomma non ci sia la volontà di farli funzionare. Ma ricordiamo che in Germania le politiche attive per il lavoro sono parte integrante. Ci hanno messo 10 anni a farle funzionare, hanno speso centinaia di migliaia di euro per farle funzionare. Miliardi hanno speso. Barbisano, dobbiamo invidiare il welfare della Germania. Mi perdoni, vado da Barbisano, dopo torno da lei. Dobbiamo invidiarlo il welfare che c'è in Germania? Beh, diciamo che dobbiamo invidiare il welfare che c'è in Germania, ma mi sentite bene? Sì. Dobbiamo invidiare il welfare che c'è in Germania, ma generalmente il welfare che c'è in Europa del Nord, che è costituito sia da un welfare aziendale che da un welfare di Stato, rispetto al quale noi però non siamo mai riusciti a sintonizzarci, né per quanto riguarda appunto la parte lavoratore, né per quanto riguarda la parte famiglia del lavoratore. Il tema del reddito di cittadinanza è che così com'è ha dimostrato in molti casi di non funzionare, perché il reddito di cittadinanza non c'è stato venduto come sussidio alla povertà e De Blasi che parlava prima ne parlava come un sussidio per la povertà. In realtà il reddito di cittadinanza doveva essere una politica attiva del lavoro che prendeva la persona, la formava, nel frattempo gli dava un reddito. Poi abbiamo assunto anche i navigator che gli avrebbero dovuto proporre un lavoro prima vicino a casa, poi anche un po' più lontano, poi alla fine non si è più capito niente, alla fine gli unici che hanno trovato un lavoro con reddito di cittadinanza sono i navigator e quindi non è un sussidio che i comuni danno. Lì in studio avete 2 amministratori pubblici più qualificati di me perché io sono un mero consigliere comunale, ma una cosa è il reddito di cittadinanza per cui c'è una progettualità statale, un'altra cosa è il cittadino che bussa e che chiede i 300 euro, i 200 euro per pagare le bollette e non ce la fa più. Una cosa è l'una tantum, il reddito di cittadinanza era strutturale e addirittura a vita, ma a vita non doveva essere, invece ci siamo resi conto che ci sono persone che stanno prendendo il reddito di cittadinanza da anni, ma formazione non ne hanno fatta, lavoro non ne hanno trovato, se non quando anche scopriamo che ci sono truffe per milioni di euro. Allora, la revisione va fatta e quelle risorse vanno liberate per tutte le necessità dello Stato. Non dico che non ci siano altri posti dove prenderli, i soldi, ma dico che sul reddito di cittadinanza noi qualcosa possiamo sicuramente andare a prendere. De Blasis vuole rispondere? Sì, no, allora intanto le truffe ci sono perché il nostro non è il paese che ha molti precedenti su questo, ma le truffe ci sono, rappresentano l'1%, no? E quindi con l'1% andiamo a buttare a mare anche il 99% del resto. Ma ripeto, il lavoro va creato, ci sono persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e in più lavorano.
Ma sapete perché? Perché il lavoro che prendono, cioè quello che prendono con il loro lavoro, non è sufficiente a fargli superare quel minimo di soglia di povertà per poter sopravvivere. Ma è questa la realtà. Ma vi rendete conto che il paese non è solo la provincia di Treviso? Ma voi parlate solo perché avete nella vostra idea, nella vostra testa, il vostro cortile. L'Italia è un paese intero che ha delle situazioni drammatiche al suo interno. Se voi volete ragionare nella vostra testa solo come la provincia di Treviso, fatelo, per carità. Ma ci sono delle realtà nel paese che sono molto diverse e un governo, una nazione ha il dovere di pensare a tutta la nazione intera, non solo alla provincia di Treviso. De Blasis, a questo proposito io mi aggancio, abbiamo ancora 10 minuti, a quello che lei ha appena detto per toccare un ultimo tema con tutti i miei ospiti, che è quello dell'indice di vulnerabilità. A questo proposito, ai comuni del nord non sono arrivati dei fondi, sto parlando di comuni sotto i 15.000 abitanti, perché tutti questi fondi per progetti finanziati dal PNRR sono andati al sud perché aveva un indice di vulnerabilità più alto, cioè tutta l'Italia è stata testata sulla base di questo indice per decidere dove andare a finanziare dei progetti, ma parliamo proprio di, non so, piste ciclabili, di costruzione di palestre, cioè progetti per migliorare la qualità della vita delle persone. L'esito qual è? Che utilizzando lo stesso indice per tutta Italia viene fuori che il nord non è sufficientemente vulnerabile. Allora, a causa di questo indice di vulnerabilità, per esempio lei Cappelletto aveva presentato un progetto, non ha visto un euro. Cosa bisogna fare? Possiamo dire che siamo troppo bravi. Sì, ma allora cosa bisogna fare per poter essere aiutati nel migliorare la qualità? Allora, io ritengo che i bandi non debbano essere fatti così, vabbè, partecipano tutti perché così abbiamo espletato che tutti possono partecipare. Dovrebbero essere, allora in questo caso sì, mi permetto di dire, dovrebbero essere anche selettivi, perché se si ritiene che c'è una parte del paese che può essere maggiormente in difficoltà o deve strutturarsi per poter, attraverso le opere pubbliche, poter portare a modernizzarsi e quindi arrivare alla pari anche degli altri. Io faccio l'esempio, mi piace fare l'esempio di una classe, una scuola. Noi abbiamo una scuola, ci sono i bambini che sono magari più bravi, sono anche, quindi apprendono prima e meglio e riescono ad essere avanti, cosiddetto. E ci sono quelli dove hanno delle difficoltà, ci sono varie difficoltà e quindi questo percorso è molto più lento. È certo però che la didattica non permette che per poter mandare avanti quelli che sono gli ultimi, che hanno più difficoltà, dobbiamo bloccare i primi. Si cerca di coniugare le cose in modo tale che tutti possiamo fare un percorso e tutti insieme. In questo caso con i bandi PNRR questa filosofia, questa applicazione è stata disattesa, cioè sostanzialmente coloro che sono i più bravi gli si è detto voi non avete bisogno di niente, andiamo solo a mettere le altre parti. Però vogliamo dire che come amministrazioni abbiamo lavorato, abbiamo impiegato risorse umane e anche economiche per poter produrre dei progetti, delle proposte che tendono a migliorare la qualità della vita anche dei nostri territori, perché parliamo anche di qualità della vita, non è perché siamo al nord non ci siano problemi. Sì, serve tenere una politica di indici che le risorse, se ci sono delle risorse, possono essere ripartite equamente nel paese Italia. Poi sappiamo che c'è chi ha più bisogno, chi è più indietro o chi è più avanti, però la ripartizione deve consentire di viaggiare un po' tutti insieme, che gli ultimi ci possono raggiungere e i primi, ma no questa differenza, perché riteniamo se no a questo punto a cosa serve essere i migliori? Passa un messaggio che è anche sbagliato. Borgia, anche lei da amministratore. Ma io sono l'eccezione che conferma la regola, perché l'anno scorso io tra l'altro ho la delega ai bandi e finanziamenti. L'anno scorso nella prima tornata e nella prima graduatoria emanata dal Ministero per quanto riguarda la rigenerazione urbana del PNRR, Montebelluna, anche grazie a quel parametro, il parametro della vulnerabilità, ha incassato 5 milioni di euro per 3 opere: Villa Pulin, Parco Bertolini e Villa Pisani. Ovviamente i parametri per i comuni un po' più grandi è diverso ovviamente dagli altri, e quindi noi in quella graduatoria siamo stati premiati, siamo stati l'unica grande città della provincia di
di Treviso ad essere stata premiata. Poi ovviamente è intervenuto il presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte e quella graduatoria poi, come dire, ha avuto anche, è stata scorsa anche per tutte le altre città, però noi già nella prima eravamo dentro, quindi diciamo, ecco, è un'eccezione che conferma però la regola, la necessità. Ma anche perché dobbiamo tenere in considerazione che il primo bando PNR è stato fatto per le grandi città, quindi con abitanti di una certa dimensione, sì. E quindi noi non potevamo partecipare, i cosiddetti piccoli, no? Certo. O medio grandi. In questo caso un bando che era con la logica di dare l'opportunità ai piccoli e medio grandi, no, è dato tutto quanto nuovamente ai grandi. Noi abbiamo fatto gli sforzi per unirci come comuni per poter presentare dei progetti insieme. Questo dovrebbe essere uno di quegli elementi comuni che si mettono insieme per poter fare le cose insieme, uno degli elementi da valorizzare. Poi parliamo di fusioni, facciamo unità, cioè, e invece in questo caso è stato disastroso. Io ritengo che bisognerebbe lavorare su, visto che me ne occupo, su due temi in particolar modo, la sussidiarietà e l'equità, ed è su questo che secondo me bisognerebbe lavorare per i prossimi bandi. Sappiamo che però prossimi bandi per le amministrazioni pubbliche, quindi per le amministrazioni locali del PNRR saranno sempre meno, anzi sono quasi terminati, e quindi diciamo che su questi temi dobbiamo cercare di inserirli invece nei bandi regionali, nazionali e si spera anche europei, così da, come dire, cercare di avere un'equità per tutta Italia, intanto una sussidiarietà, quindi premiare sicuramente chi è in difficoltà, ma non lasciare chi invece fa una politica locale, come per esempio la provincia di Treviso, seria e che è a sostegno dei cittadini e delle famiglie fragili. Allora, Barbisano, un passaggio da lei, tra l'altro volevo anche chiederle, perché il suo è uno dei nomi in lizza per la segreteria della Lega trevigiana, ci conferma questa corsa alla segreteria? Non far così. Sì, guardi, è una corsa stupenda nella quale non si sa quando si farà il congresso, ma siamo già candidati in 3-4. Io confermo la mia disponibilità a candidarmi quando e se ci sarà questo congresso, speriamo che possa essere entro l'anno. Comunque all'interno del partito la cosa che mi fa piacere è vedere che c'è comunque un grande fermento. Io questa sera incontrerò dei militanti in giro per la provincia, so che altrettanto stanno facendo gli altri candidati, e questo tutto addirittura senza una data, ma solo sulla voce che i congressi si faranno. Vuol dire che la Lega è ancora un partito attivo, ancora un partito dove ci sono un sacco di persone che hanno voglia di scoprire quale sarà il futuro per la nostra compagine politica, e niente, intanto più siamo più ci divertiamo e iniziamo a rifare politica, a rincontrarci, a parlare, a discutere, a dibattere, a fare a dircele, a darcele, a fare pace e a fare tutto quello che una comunità. Mi dispiace che non ci sia ancora una data. Se mi dispiace? Perché non c'è ancora questa data famosa tanto promessa? Oddio, questo bisognerebbe chiederlo, adesso io non lo so, però a me non resta che la speranza che possa essere prima del Natale, se no comunque vuol dire che la corsa si allungherà, i cavallini trotteranno e il più bravo sarà quello che percorrerà più chilometri fino alla fine e non morirà lungo la strada. Visto Qual è l'obiettivo del segretario? Qual è il progetto ambizioso del segretario? Il progetto del segretario della Lega in provincia di Treviso secondo me è quello di riportare Treviso ad essere guida e leadership all'interno della Lega. La Lega di Treviso era guardata con stima e con rispetto da tutte le altre leghe provinciali del Veneto, perché era capace di compattezza, era capace di dare una linea, era capace anche di produrre delle personalità che sapessero parlare particolarmente al nostro popolo, al nostro elettorato. Credo che l'ambizione debba essere questa, si riparte compattando la base, si riparte dalla spina dorsale dei militanti, dei sindaci, degli amministratori, ma non solo, ecco, anche aprendo le porte del nostro partito a tutti coloro che vogliono contribuire. Certo non è che chiunque da domani potrà dettare la linea al nostro interno, però ci sono sezioni che meritano di essere aperte a persone che vogliono portare il loro contributo.
Grazie Barbisano. Un'ultima battuta con lei, De Blasis. Allora, il Movimento 5 Stelle sta dando prova di voler fare un'opposizione piuttosto aggressiva. Prova ne è la mega manifestazione per la pace di Roma. È un'aggressività che sentite, è la vostra, come dire, il vostro una nuova veste del Movimento 5 Stelle? Ma noi siamo sempre stati un movimento che si è sempre speso molto, sia che fosse al governo sia che fosse all'opposizione. È evidente, e Fratelli d'Italia ne è una testimonianza, che essere all'opposizione ti dà quel margine di manovra per poter essere in qualche modo più visibile, no? e più efficace da un certo punto di vista. Ma al di là di questo, comunque non abbiamo mai pensato di utilizzare la questione della manifestazione per la pace come uno strumento, tanto è vero che abbiamo dato le indicazioni a tutti quanti di non portare bandiere, di non assolutamente di non intestarsi nessun tipo, anche perché non eravamo solo noi, cioè, c'era tutta la società civile, c'erano tante altre associazioni, per cui tutto un mondo che non si riconosce in questo tipo di conduzione, per la quale anche chi fino a ieri era invece molto più convinto del contrario e molto più bellicista, comincia a porsi qualche problema. Allora, questa è una questione che effettivamente deve essere messa sul tavolo. Non si può pensare di continuare con questo stillicidio. Bisogna veramente essere più lucidi, e temo che con questo governo non ci sarà questa lucidità, ma anzi vedo una spinta ulteriore, e lo dimostrano i fatti, quindi non è neanche più solo un processo alle intenzioni, ma in realtà si sta proprio tramutando in fatti, per cui la preoccupazione che noi abbiamo è una preoccupazione veramente molto Tornerete a riempire le piazze con i Vaffa Day, lo dico veramente in maniera così, per semplificare. No, ma diciamo che il movimento ha fatto un suo percorso, ha fatto anche un percorso di governo che lo ha strutturato, che oggi ha anche selezionato in qualche modo la classe dirigente, la sta selezionando, e c'è stato un grande ricambio dovuto anche alla conferma del doppio mandato, che è una manna dal cielo, e dovrebbero prendere l'esempio tutti i partiti, soprattutto dopo aver visto come è stato composto il governo, per cui credo che questo dia veramente un nuovo spirito, una nuova spinta, e noi lo vediamo, lo percepiamo all'interno del movimento, grazie anche a Conte, che sicuramente è riuscito a creare sintesi. Forse il merito di Conte è stato proprio quello di creare sintesi, di esporre nella maniera corretta quelli che erano i principi e i valori fondanti del movimento, che sono esattamente gli stessi di 10-15 anni fa, esattamente gli stessi, solo che chiaramente la classe dirigente in qualche modo si sta formando in un modo più, se vogliamo, corretto, per poter essere, come posso dire, una valida alternativa a questa destra che francamente di cui siamo parecchio preoccupati per tanti motivi, ma lo vediamo tutti, non serve che vi stia a spiegare. Insomma, a convocarvi tutti, perché ce ne sarebbe ancora davvero molto da dire. Il tempo a nostra disposizione è terminato, perché dobbiamo parlare di sport e competitività a partire dal caso Farfalle tra pochissimo, quindi io vi devo ringraziare e congedare. Marco De Blasis, collegato col Movimento 5 Stelle, Riccardo Barbisano, Lega. Grazie per essere stati con noi, grazie, arrivederci. In studio Alberto Cappelletto, PD, sindaco di San Biagio di Callalta, e il vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Prima di parlare del caso Farfalle, a Kiev con il cuoco trevigiano che ha intervistato la nostra Marta Marangoni. Si cerca di vivere una normalità che non c'è, perché appunto c'è sempre questa paura che arrivi qualche drone kamikaze. La voce pacata lascia trasparire la stanchezza di chi dopo oltre 8 mesi di guerra cerca di continuare a vivere, a dare alla propria vita e al proprio lavoro una parvenza di normalità. Stefano Antoniolli, chef trevigiano di Roncade, è uno dei pochissimi italiani rimasti a Kiev e ci racconta come si vive nella capitale ucraina dopo gli ultimi bombardamenti ad opera dei droni kamikaze. Ha messo fuori funzione le centrali elettriche qui intorno a Kiev e in tutto il paese. Quindi oggi vediamo una situazione nella quale tolgono l'elettricità un tot periodo di ore al giorno,
a volte va bene perché lo dicono in anticipo da che ora a che ora, altre volte non si sa. Il ristorante di Antonioli comunque continua a restare aperto. Proviamo a tenerlo aperto anche per dare, diciamo, una via di scappo a questa situazione, no? La gente viene a mangiare, ma purtroppo capita che nel bel mezzo della cena o del pranzo diciamo, si spenga la luce, e poi noi ci siamo già attrezzati con candele e diciamo lampade a ricarica e un po' diciamo sviamo con queste cose. Ecco, adesso hanno chiuso ancora. Cala il buio durante l'intervista. Stavolta il blackout dura poco, ma la preoccupazione che si possa arrivare al blackout totale o ad un'escalation nucleare del conflitto è tanta. Noi siamo preoccupati e addirittura siamo anche attrezzati, nel senso che sappiamo cosa fare se capita una tragedia del genere, sappiamo già cosa fare, come muoverci. E penso che noi qui al lavoro ci siamo procurati delle pastiglie di iodio che servono un po' a contrastare le radiazioni. Quindi noi siamo, è duro da dire, però siamo preparati, tra virgolette, a quello che potrebbe succedere. Eccoci ben ritrovati in studio. Allora, come vi avevo promesso, apriamo questa ultima parte della nostra prima edizione parlando di sport, spettacolo, competizione, a partire da quello che è successo, lo chiameremo per semplificare il caso Farfalle, con le denunce di alcune ex allieve e non solo, di insomma, allenamenti molto duri, di maltrattamenti addirittura, proprio per riuscire ad avere determinate performance. Proviamo a chiarire che cosa è successo e ne parliamo con Marcella Bonus, psicologa dello Sport Iusve Venezia Mestre. Buongiorno Marcella, grazie per essere con noi. Grazie a voi. In collegamento invece abbiamo Giulia Zaramella, tecnico federale di ginnastica ritmica FGI Ginnastica Euganea 5 Cerchi. Buongiorno Giulia. Buongiorno a tutti. Ciao Giulia, grazie per essere con noi. E poi abbiamo Jasmine Caroli, direttrice di Le Petite Étoiles, che è una scuola di ballo del Padovano. Buongiorno Jasmine, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie anche a te. Allora io vi chiedo pochi minuti perché vorrei partire con la nostra chiacchierata e farlo in maniera limpida. Quindi andiamo in pubblicità subito, pochi secondi, e poi parleremo di sport, di giovani adolescenti, di aspettative, passione e anche di sacrificio. A tra poco. Aspetta un attimo. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Parliamo dello scandalo che ha colpito il mondo della ginnastica ritmica con, lo chiameremo il caso Farfalle. Partiamo subito con Marcella per un po' commentare, no, quello che è accaduto, perché le notizie e le dichiarazioni di queste ragazze costrette a dei sacrifici enormi, a volte anche a dei veri e propri maltrattamenti, pur di arrivare a quel livello, hanno davvero scandalizzato e io mi domando fino a che punto hanno rovinato, gettato un'ombra sul mondo dello sport, in questo caso della ginnastica ritmica. Lei che lavora come psicologa dello sport e quindi segue queste persone che devono arrivare ad una prestazione che non è per tutti, come vede e come commenta quello che è successo? Intanto è importante parlarne bene, è importante contestualizzare anche di che sport si sta parlando, di che atlete si sta parlando, di che federazione. Adesso un po' quello che capita è che la comunicazione sia una comunicazione di pancia, quindi sull'onda dell'emotività si rischia di dire tutto e il contrario di tutto. Sicuramente non è una bella immagine per lo sport, non è una bella immagine per noi addetti che lavoriamo all'interno dello sport e non è sicuramente una bella immagine anche per le famiglie che magari hanno figli o figli che fanno determinati tipi di sport. Però secondo me bisognerebbe mettere l'accento su due aspetti. Il primo è quello della precocizzazione, cioè ci sono degli sport che inevitabilmente richiedono un'anticipazione di un controllo motorio, per esempio, di un aspetto mentale, di un aspetto cognitivo. E questi sono gli sport soprattutto estetici, quindi se noi parliamo di ginnastica artistica, se parliamo di, per esempio, anche di nuoto sincronizzato, se vogliamo un po' cambiare, insomma, no? Sono tutti sport dove le bambine già da una tenerissima età d'asilo iniziano a fare 3 o 4 ore in palestra per cercare un po' alla volta di allenarsi. Ecco,
C'è una precocizzazione del gesto motorio, ma c'è anche una precocizzazione di tutti quelli che sono gli aspetti mentali, psicologici, comportamentali, cognitivi, chiamiamoli come vogliamo. E quindi questo inevitabilmente impatta. E l'altro aspetto, quello che io dico, è quello del limite, no? Cioè lo sport ci porta sempre a voler superare dei limiti, questo lo vediamo in qualsiasi sport. Ma quello che noi dobbiamo capire è quali sono i limiti che noi dobbiamo accettare come persone uniche e singole, e quindi dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro, e quelle che invece sono quei limiti che lo sport ci propone di riuscire a superare. Ecco, qui è un po' il bilanciamento, no? Quindi l'atleta è visto sempre come un funambulo, no? E trovare questo equilibrio, questo sottile equilibrio spesso non è facile. Queste tipologie di sport sono delle tipologie di sport veramente che lavorano sulla precocizzazione, su un controllo motorio, ma in generale di tutto. E l'estetica ha un ruolo importantissimo. Secondo lei per arrivare a quei livelli in quello sport, quei sacrifici sono necessari? Adesso non stiamo a contestare i modi, ma quei sacrifici sono necessari? Sono indispensabili, sono proprio parte di quegli sport. E quindi bisogna riuscire come adulti, come allenatori, ma anche come genitori, io dico, no? A riuscire a creare delle buone relazioni con le atlete, però uno spirito di sacrificio, una precisione, sono parte intrinseci di quegli sport. Di questo dobbiamo esserne certi. Giulia Zaramella, sono da te perché da istruttore con una grande esperienza tu ci raccontavi che tra l'altro il mondo dello sport ha fatto dei grandi salti di qualità, perché figure come il nutrizionista, come lo psicologo, come appunto è Marcella, una volta non esistevano, e quindi in realtà c'è un apparato importante che lavora a fianco degli atleti. Assolutamente sì, ovviamente io parlo in questo caso della squadra nazionale, però io sono allenatrice anche nella mia società e io penso che sia importante fare dei distinguo su questo aspetto, nel senso che a livello societario ancora non sono presenti dappertutto i nutrizionisti e gli psicologi, però sono figure a cui ci si rivolge all'occorrenza quando si presenta magari un problema, una personalità particolarmente difficile, anche soltanto l'atleta che chiede di essere supportato da questo punto di vista. Mentre a livello federale e nazionale questa cosa è veramente stata inserita negli ultimi tempi, e anzi, se devo essere onesta, questa amministrazione in particolare ha dimostrato una sensibilità notevole sul tema, proprio a volte per riparare a degli errori che sono stati fatti in passato storicamente. Quali sono gli errori che si fanno secondo lei? Quando si parla di errore? Io penso che uno degli errori più banali sia quello di sostituirsi come tecnici a queste figure, ed è una cosa che effettivamente può essere che in passato capitasse, perché se pensiamo alla ginnastica anche degli anni 80 e 90 erano veramente accettate delle cose per cui un nutrizionista inorridirebbe giornate intere di allenamento fatte mangiando un frutto o tutte cose del genere, che erano presenti, ripeto, in realtà in tutte le discipline sportive che richiedevano una certa fisicità e estetica e prestazionale. Grazie al cielo si è superata questa fase io penso che la maggior parte dei controlli, sono abbastanza certa per esperienza diretta che la maggior parte dei controlli che avvengono nell'ambiente siano fatti, tra l'altro, non assolutamente per umiliare o cose del genere, ma fatti per salvaguardare invece la salute delle atlete e anche la prestazione agonistica, certo. Senta, lei segue una ragazza che è entrata in nazionale, che si allena o si allenerà con le farfalle. Che cosa ci può dire di quell'ambiente lì? Cioè quell'ambiente dove la competizione è a dei livelli estremi, dove appunto si compete insomma con professionisti come i russi, voglio dire, dove anche lì evidentemente l'educazione, insomma non dico educazione siberiana, ma è veramente importante.
Allora, Laura ha fatto un'esperienza abbastanza, cioè non lunghissima chiaramente perché è stata convocata quest'estate, però abbastanza importante, insomma, a livello di durata all'interno della squadra. Io ho potuto vedere, parlo di quest'estate nello specifico, quando appunto lo scandalo non era assolutamente scoppiato, e ho visto un ambiente assolutamente sano, un controllo appunto che non era assolutamente giornaliero del peso ma è settimanale, e una volta al mese appunto queste ragazze sono sottoposte ad una scansione proprio di quella che è la loro composizione corporea. Da alcune viene suggerito di assumere più ferro, da alcune di bere di più, cioè ci sono tutti questi parametri che vengono valutati, ma le ragazze tra l'altro io le vedo abbastanza consapevoli, insomma, della motivazione per cui si fanno questi controlli. Quindi che cosa ha pensato lei quando sono uscite queste dichiarazioni scandalose, direi? Assolutamente scandalose. Allora, io non ho nessuna intenzione, anche perché altrimenti non ci sarebbero delle indagini in corso. Certo, assolutamente. di dire che queste ragazze abbiano detto delle cose false o cose del genere. Però io ritengo che sia giusto mantenere anche dalla parte dell'attenzione mediatica un beneficio del dubbio riguardo al fatto che appunto queste ragazze possono aver vissuto male quella che è una situazione che, come diceva benissimo la dottoressa prima, è fisiologica dello sport, cioè che ci siano delle attenzioni su determinati parametri è fisiologico. Sul come appunto è quello su cui si sta probabilmente indagando. Che era un po' quello che diceva Marcella, insomma l'agonismo non è per tutti, no? Bisogna saperlo sostenere. Vado un attimo da Jasmine, Le Petites Étoiles, scuola di danza del Padovano. Jasmine, perché lei cresce ragazze che diventeranno future ballerine, tra l'altro abbiamo anche qualche immagine delle vostre performance che chiedo alla regia di mandare in onda così le facciamo vedere, ma lei che è a fianco di queste ragazze, non si arriva a livello agonistico ovviamente con la danza, ma che è a fianco di queste ragazze, che cosa vede? Cioè, quando entra in gioco una trasformazione per cui ci si sente in dovere di migliorare anche il proprio aspetto fisico oltre alla propria performance? Beh, quello che io sto riscontrando in questi anni innanzitutto è una fase precoce di tutto quanto, fondamentalmente, nel senso che io dico che ad oggi vedo ragazzine di 10 anni che sembra che ne abbiano già 14, quindi c'è questo aspetto, questo accanimento un po' nell'aspetto estetico molto, molto forte e abbastanza anche inevitabile in base alla società in cui noi alla fine stiamo vivendo. Trovo, come in tutte le cose della vita, comunque che sia necessario avere la giusta empatia con i propri, nel nostro caso, allievi, piccoli o grandi che siano. Inevitabile restare in ascolto con loro, cioè un buon maestro prima di tutto deve essere un grandissimo osservatore, e osservatore con le orecchie, con gli occhi, con il cuore, e restare a disposizione di qualsiasi piccolo mutamento che si può notare da una lezione all'altra, da una settimana all'altra. Insomma, questi ragazzi vivono costantemente sotto pressione, la vita in generale, il Covid poi ovviamente ha messo la sua mano in modo molto prepotente e ci sono molte necessità, ogni fascia d'età ha la sua, e questo aspetto dell'alimentazione, della parte estetica, del confronto c'è, i social sono forti soprattutto, ma io trovo che il tempo che loro si ritagliano nelle nostre sale sia loro e di confronto, di conforto e di condivisione, quello che sostengo da Quindi lei sempre. dice il disagio si intercetta e sul disagio si può lavorare, no?
insieme? Assolutamente sì, ma come dico anche ai genitori, credete nei ragazzi, cioè se un bambino o un ragazzo dice sono stanco, non ho voglia, non è vero che non ha voglia di fare una cosa che ha scelto. Bisogna assolutamente indagare e ognuno nella propria metodica, con i propri mezzi, il motivo per cui c'è questo non ho voglia, sono stanco. Normale che un agonista, o come nel caso delle nostre ragazze che la settimana scorsa si sono esibite per 4 giorni di fila, poi dicano sono stanca. Per fortuna sono stanca. C'è una motivazione tangibile però a questo. Un non ho voglia a caso va indagato assolutamente. Marcella, la vedevo annuire, no? Perché lei diceva la relazione è importante, bisogna giocare un ruolo attivo, perché quello che è accaduto alle farfalle è una deriva. Certo, sì, assolutamente una deriva, sembra che sia quasi uno tsunami, però bisogna anche cercare di distinguere quelle che sono le bambine o i bambini che si approcciano nelle prime fasi di età e quello che è il mondo professionistico. Molte volte purtroppo nel mondo professionistico si deve rinunciare anche a un qualcosa di sé, a un qualcosa della propria adolescenza per poter andare oltre i propri limiti. Questo sì. Per questo secondo me c'è bisogno di creare dei team all'interno delle società, delle federazioni sportive, perché dove magari non arriva l'insegnante in quel momento lì a leggere un bisogno, può arrivare lo psicologo dello sport, può arrivare il medico, cioè quello che manca. Secondo me c'è un senso di solitudine che molte volte ci sono in questi sport estetici. E invece avere un team a fianco, no? Costruito, che sappia interpretare e leggere i propri bisogni anche in base alle competenze che ognuno di noi ha, senza poi andare inevitabilmente poi ad andare su altre competenze che non ci competono. Questo secondo me è l'aspetto importante. Secondo lei il fatto che lo sport sia diventato sempre più spettacolo ha creato dei problemi alle carriere, al senso di competitività tra i ragazzi, tra gli allievi? Assolutamente, c'è anche secondo me alcuni scienziati hanno proprio parlato di magrezza da prestazione, no? Quindi un tentativo di andare verso la prestazione arrivando anche a dei tratti di personalità, di perfezionismo per esempio. E quindi bisogna andare cauti, bisogna andare piano, bisogna dare i tempi necessari alle singole persone di crescere, di migliorare secondo i loro tempi però. Ci sono dei tempi psicologici, ci sono dei tempi emotivi, ci sono dei tempi fisici. Ecco, questi vanno comunque sempre rispettati, non dobbiamo mai dimenticarci di questo. C'è un tempo di maturazione per tutti, che non sempre è uguale e non è dato da un'età biologica. Lei diceva che l'agonismo non è per tutti. E dobbiamo accettare che sia così. Certo, dobbiamo accettare, noi genitori per primi molte volte dobbiamo accettarlo, perché anche quando capitano queste cose io mi chiedo dove sono i genitori, no? Questa cecità un po' che generalmente io non mi ero accorto, ecco. Bisogna anche accettare quelli che sono i limiti dei propri figli, aiutarli a superare, accompagnandoli nello sport quando è possibile farlo, oppure fermarsi quando vediamo che i nostri figli comunque hanno una propensione diversa, non hanno quelle capacità o quelle strategie per poter andare oltre. Ecco, il benessere alla base di tutto, sempre. Ecco, Giulia, quando la competitività non è sana, diventa malsana? Un argomento molto controverso. Allora, la competitività deve essere sicuramente parte integrante di una squadra agonistica di qualunque livello, sinceramente, perché altrimenti non si chiamerebbe agonismo. Chiaramente in base e su questo secondo me deve intervenire solo il buonsenso, in base agli obiettivi di quel livello agonistico ci sono diversi modi di affrontare questa competitività. C'è il modo per la base, deve essere assolutamente messa in primo piano la persona, man mano che si va più avanti la persona deve essere assolutamente agevolata e messa nelle condizioni anche psicologiche. Infatti la psicologia dello sport ha fatto dei passi in avanti notevoli su questo, il fatto già che esista il termine psicologia dello sport e che ci siano persone come la psicologa presente in studio è una conferma di quali passi in avanti siano stati fatti dal mondo sportivo.
E appunto questa cosa qui deve cresce insieme invece a quelli che sono gli obiettivi. Quello che diceva prima la psicologa è giustissimo, e cioè che non ci sono delle tempistiche uguali per tutti. Questo è assolutamente vero, e penso che questo spetti anche ad un bravo istruttore, questo sì, anche ad un bravo istruttore, il fatto di capire se quella bambina o quella ragazza sono in grado in quel momento di sostenere quella determinata pressione, quella determinata cosa. Ecco. Marcella la vedevo annuire, sì. Sì, a me piace molto parlare di agonismo consapevole, quindi un agonismo che fondamentalmente aiuta a crescere, aiuta a superare i nostri limiti, le nostre paure, le nostre emozioni, e vedere fino a dove arriviamo. Ecco, deve essere consapevole, perché dobbiamo sapere fino a dove riusciamo ad arrivare e dove invece dobbiamo fermarci. Jasmine, chiedo a te di chiudere, proprio perché tu, insomma, da insegnante, da direttrice di una scuola, vedi tutti i giorni mamme e papà e vedi piccole allieve che si apprestano ad entrare nel mondo della danza. Che messaggio vuoi lanciare a chi ci sta seguendo? Di cercare di preparare questo zainetto al meglio, con più strumenti possibili, ovviamente quelli che noi riteniamo adeguati, insomma, in base alla nostra esperienza, nel senso nessuno nasce imparato, si dice, ovviamente. Lascio sempre alle mie allieve la mia esperienza diretta come persona, come educatrice, come danzatrice professionista, e specifico loro che quelle cose che lascio loro sono esperienze mie vissute da me e quindi filtrate dalla persona che sono io, che possono apprendere nel mio modo, con i miei termini, oppure poi a loro volta setacciare con la loro personalità. Questo è importante. Io gli ricordo sempre che posso aiutarli a trovare una strada, e quindi indicando magari una via, ma non di sicuro obbligandoli a decidere cosa guardare assieme a me. Sono loro che poi devono costruire la loro personalità, nel nostro caso artistica, ovviamente. Grazie davvero alle nostre professioniste che hanno partecipato a questo bel dibattito che non vorrei finisse mai, perché ci sono tante altre cose da dire. Magari cercheremo di organizzare una nuova puntata, anche se vi saranno degli sviluppi, per parlare ancora di più e ancora meglio di sport. Grazie a Marcella Bonus, grazie per essere stata con noi, Giulia Zaramella in collegamento e Jasmine Caroli in collegamento. Grazie a tutte e buon lavoro a voi, ovviamente. A voi telespettatori per essere stati con noi. Io vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali. Grazie, arrivederci.